perdere le tradizioni non va mai bene, lo sappiamo, lo diceva anche mio nonno. Quindi recuperare la tradizione, dargli un nuovo volto attraverso il volontariato è una scommessa che ci piace, in cui veramente poi ci crediamo. La storica sagra della Sardea non c'è più, ma la tradizione si è rinnovata nella location di Silea con 4 giorni di festa della Sardea Summer Street Food, manifestazione che vede un nuovo connubio tra cibo, musica ed il grande mondo del volontariato. Quest'anno abbiamo messo insieme tutte le associazioni di volontariato, grazie anche a Mirella Tuzzato e non solo, perché abbiamo veramente tante associazioni che ci hanno creduto a questo progetto, e abbiamo messo insieme la Sardea in una nuova progettualità, un cibo di strada giovane dove qui abbiamo veramente le varie regioni ci giocano un po' la Sardea a loro modo. Riflettori puntati soprattutto sui giovani che le associazioni mirano a coinvolgere di più, dando loro nuove motivazioni. Noi associazioni abbiamo bisogno di nuovi volontari e soprattutto dei giovani, perché crediamo che un giovane abbia una motivazione in più, ha voglia di mettersi in gioco e anche valorizzare più se stesso. Ragazzi coinvolti anche attraverso la musica e le band locali. Band del territorio vuol dire gente del territorio e quindi amici, conoscenti che frequentano poi il posto anche per conoscere le attività, tutto quello che viene proposto nei vari gazebi delle associazioni che partecipano a questo festival. Buongiorno, buongiorno. Allora adesso vediamo le immagini della Sardea, abbiamo visto i preparativi veramente perché abbiamo iniziato giovedì, venerdì, queste sono le immagini veramente invece quando il villaggio si è animato, ha ripreso veramente vita, guardate, è stato veramente una marea di persone che sono venute a visitarci, le associazioni, più di 120 associazioni si sono alternate nei 4 giorni, che al mattino, che al pomeriggio, che tutto il giorno, ma è stato veramente bella perché veramente c'è stato questo incontro di forze, di capire chi siamo, ognuno cosa fa, conoscerci e veramente guardate è stato apprezzato tantissimo dalle persone che sono venute a trovarci, che hanno capito chi siamo, tanto lavoro come vedete preparare tutto questo enorme parco del Sile non è stato facile ma eravamo in tanti e ce l'abbiamo fatta. Allora vi presento gli ospiti, Emilio Viafora, segretario regionale Sunia del Veneto, parleremo ancora del piano casa e saluto anche Oscar Licini, presidente cooperativa Orchidea. Grazie anche a Licini di essere qua. Allora Viafora, quello che abbiamo sentito veramente in questi 4 giorni, perché mentre si preparava, si chiacchierava e tantissime associazioni di volontariato, e ne abbiamo parlato anche ieri mattina con Deborah Marcon, presidente Sunia di Treviso, il problema della casa. Tutto il mondo del volontariato sente che c'è un'emergenza a casa e dice qualcuno non ascolta, non riusciamo a capire. Ieri Deborah Marcon, la presidente Treviso del Sunia, diceva se anche avessimo a disposizione tutti gli appartamenti non daremo le risposte a tutti quelli che chiedono, sono liste lunghissime e soprattutto la lunghezza di queste assegnazioni. Presidente Viafora, ma cosa sta succedendo? Ma stanno ancora consegnando gli appartamenti che dovevano essere assegnati anni fa o sbaglio? Prego Presidente. Sì, c'è una sottovalutazione, secondo me un'insensibilità rispetto a questo problema, non capendo che attraverso la casa noi parliamo delle politiche familiari, parliamo delle politiche verso i giovani, verso le persone fragili. C'è una logica in tutto quello che avviene? Secondo me sì. Da una parte c'è il disinteresse, dall'altra c'è, come si chiama, l'assecondare una modalità burocratica di affrontare i problemi che finisce per penalizzare in maniera gravissima proprio i soggetti più fragili della società. Noi pensiamo che una situazione di questo genere richieda misure eccezionali e invece siamo dentro una normalità che finisce per soffocare il mercato delle abitazioni e creare un grande e forte disagio sociale che si trasforma anche in problema di sicurezza, oltre che in problema di solitudine delle persone, di impossibilità ad avere un'interlocuzione con le istituzioni che dia risposta. Accanto a tutto questo abbiamo il paradosso, 400 alloggi sfitti in tutto il Veneto, abbiamo
migliaia di case di edilizia residenziale pubbliche non ristrutturate e dunque che finiranno per essere o abbandonate o messe all'asta e dunque date ai privati per fare la speculazione, e poi abbiamo quelle finite che potrebbero essere, ci sono già le graduatorie, e che per lungaggini burocratiche, per una burocrazia che non si capisce, di cui non si capisce la ragione, non vengono assegnate. Io penso che questo richiede uno sforzo eccezionale delle istituzioni. Io vedo che si discute molto di chi sarà il candidato o non candidato alle elezioni e robe di questo genere. Non vedo che c'è una riflessione dell'insieme del sistema politico e istituzionale per vedere come si dà risposta ai problemi emergenti delle persone. Il Veneto è diventato veramente un'eccezione nel paese, perché in tutte le città, sia per il turismo, sia perché sono città d'arte, sia per le bellezze e la grande, come si chiama, propensione al turismo montano e marino, abitare è diventato, trovare un alloggio è diventato difficile anche per gli studenti, è diventato difficile per chi ha un lavoro, perché i prezzi a causa del turismo sono lievitati, degli affitti brevi sono lievitati in maniera enorme. Io penso che ci sia bisogno di un reale piano casa, non del piano che è stato elaborato a livello regionale, che è un libro di buone intenzioni, che descrive le difficoltà ma non ci dice con quali risorse si affronta, con quali strumenti e soprattutto qual è il livello di coordinamento per dare risposta alle persone. Via Fora, io ieri segretario ero con un altro segretario dell'UGL, si parlava del tema lavoro e quello che io alla fine ho detto, non per dirlo al segretario Caponi dell'UGL, ma ho detto parole, parole, parole. Io sento valanghe di parole, di promesse, di progetti, ma alla fine il fare, agire, ecco, queste due parole non le sento. Sbaglio, segretario? Sì, c'è tra l'altro una narrazione. Oramai c'è un romanzo intorno alle questioni del lavoro, perché si descrive una società dove mai c'è stata meno disoccupazione di come adesso, che le persone tutto sommato stanno bene, che c'è il lavoro. Ma sì, cresce il lavoro, ma cresce il lavoro povero. Cresce il lavoro sottopagato, il lavoro part-time che penalizza soprattutto le donne, che soprattutto penalizza i giovani. Se guardate l'andamento dell'occupazione anche in Veneto e delle retribuzioni, notate che ci sono due differenziali. Quello di genere, le donne vengono pagate con lo stesso lavoro meno degli uomini, senza che nessuno dica una parola, va bene. E due, quella che riguarda le persone giovani, quelli che entrano nel mondo del lavoro. Aspetti un secondo, Via Fora, perché abbiamo una telefonata, se no mi cade il centralino, poi riprendiamo. Roberto da Silea, ciao Roberto. Buongiorno signora, ti ricorda di me? Io sì, sono Campanelli. Sì, ciao Roberto. Niente, io vorrei fare un articolo sul comune di Silea, perché sono 4 anni che ho fatto le domande delle case popolari e neanche una. Ho fatto 3 domande delle case d'emergenza, l'Aster non le ha mai ricevute, il sindaco se ne frega, l'assistente sociale Mago Parmanco e io fra 2 settimane e mezzo mi sono in mezzo alla strada, dormo in macchina. Ma tu non avevi una casa con tua mamma, scusa, e tua sorella? Sì, l'ho venduta perché i miei genitori sono morti. I miei fratelli hanno voluto venderla. E quindi che te gacciapadi a casa, cosa era tu fatto? Mi sto pagando il B&B. Ti stai pagando, invece di pagare un affitto te paghi il B&B, non capisco mia, non te ne trova niente. Va bene Roberto, grazie Roberto, giustamente come hai sentito, non è che il sindaco se ne frega, i sindaci, cioè non le hanno le case e non riescono a darle perché c'è una burocrazia che è incredibile. L'ha appena detto il segretario, ecco, del Sunia, perciò se non crediamo al segretario ci sono queste assegnazioni ma c'è una lungaggine burocratica che fa spavento. Prego Via Fora. No, per ritornare al ragionamento di prima, noi abbiamo dunque una questione anche salariale, le persone vengono pagate poco e non riescono a trovare tra l'altro nel mercato immobiliare case disponibili. Che cosa c'entra in tutto questo? C'entra moltissimo il fatto che non c'è un coordinamento. Io mi chiedo
se è normale. Abbiamo discusso tante volte di autonomia differenziata, eccetera, eccetera, che le politiche abitative, le politiche territoriali e urbane, che dovrebbero essere materie che riguardano quel territorio, non sono territoriali, sono statali, sono centralizzate e non c'è da parte delle regioni una spinta perché questa questione si affronta. Io porto sempre un esempio che è significativo. In Francia e in Germania gli alloggi pubblici sono quasi il 30% del patrimonio immobiliare. In Italia lo sai quant'è questo patrimonio immobiliare? Tenuto malissimo, tra l'altro, il 4%. Dunque noi abbiamo una situazione che è anomala nel resto d'Europa. Via Fora, parentesi, non è che anche questi ATER abbiano venduto troppo, come dice lei, che c'è stata fatta forse una speculazione al privato? Perché queste case, mi scusi Via Fora, le abbiamo pagate anche noi. Certo, cioè le avevamo nella busta paga queste case. Cioè, ma come si fa a vendere una proprietà che non è tua, che tu sei di passaggio? Enti ATER, tantissimi commissariati, non si sa come sia andata a finire la cosa, e queste case date a persone che potevano tranquillamente prendersi qualcos'altro perché erano case di emergenza e sono state vendute e si hanno fatto degli appartamenti veramente incredibili, non tutti, ma con dei macchinoni incredibili fuori. Capisce che la gente che ha bisogno vede queste cose, ma quando io chiedo ai presidenti degli ATER, quello di Padova non riesco più a beccarlo, passa sempre il cerino, e cioè capisce che non riusciamo a capire di chi è la colpa. Chi è che ha dato il permesso di vendere queste case? Perché bisogna anche iniziare a capire chi ha dato e ha firmato la possibilità di fare questo, perché non riesco a investire, vendo. Ma a chi vendi? A chi vendi? Allora a mio avviso dovrebbero esserci gli enti proposti, anche i comuni oppure le regioni, che acquistano questi appartamenti, questi stabili, li mettono a posto, perché noi parliamo di una politica che aveva tanti soldi nei cassetti. Noi avevamo dei sindaci che avevano dei tesori, numero uno, dove sono andati, parlo di tanti anni fa, non parlo di adesso, dove sono andati a finire questi tesori, dove sono stati investiti i nostri, perché sono nostri soldi pubblici, e tutti passano il cerino. Il politico passa, ne sono passati tantissimi e noi ci ritroviamo in queste condizioni. La gente è sempre più povera, con 2 stipendi non riescono a sopravvivere, non ci sono case da dare in affitto, quelle che ci sono decadenti perché nessuno ha investito prima. Prevenzione vuol dire fare... Ma scusi, ma quando andate a questi tavoli regionali, perché è inutile che andiamo sempre a Roma, ci sono anche i tavoli regionali, veramente... cosa dicono questi responsabili, queste commissioni che si riuniscono, non sappiamo mai cosa dicono? Allora, intanto tavoli regionali non ce ne sono, perché questa giunta regionale non riceve i sindacati degli inquilini. Noi abbiamo fatto più volte richiesta come sindacati degli inquilini per poter parlare con l'assessore al ramo, mai ricevuti nemmeno la cortesia di una risposta. Dunque c'è una sorta di autonomia delle istituzioni rispetto a tutti quanti i corpi intermedi della società. Per quanto riguarda la questione a cui lei faceva riferimento, relativa alla dismissione del patrimonio pubblico, guardate, ci sono 2 questioni. Prima, se tu fai delle aziende e gli imponi di avere il pareggio di bilancio o di fare degli utili, ok? E sapendo che quelli che vanno ad abitare lì oramai non sono più come una volta lavoratori e robe di questo genere, per la grande parte affrontano situazioni di emergenza con canone sociale, va bene? Con quel canone tu non riesci a pareggiare il bilancio, dunque non riesci nemmeno a fare le manutenzioni. E dunque che cosa avviene? Che queste case si deprezzano, diventa difficile metterle a posto e l'unica soluzione è quella di fare qualche soldo per recuperarne qualcuna, va bene, a vendere il patrimonio pubblico, per cui noi abbiamo perso quasi 9.000 alloggi, va bene, in Veneto, per recuperarne qualcuno. Che cosa manca? Manca un piano strutturale della regione che dica: io metto l'1% del bilancio, va bene, dedicato alla manutenzione, al recupero e alla nuova acquisizione di patrimonio pubblico, in maniera tale che diamo risposta
non solo alle persone che proprio sono in una condizione di indigenza totale, ma anche a tanti lavoratori e lavoratrici che non possono stare sul mercato, non possono permettersi i fitti assurdi a cui siamo arrivati. C'è di più. Noi abbiamo registrato l'anno scorso, lei ci ha fatto anche un servizio mi pare, una situazione di questo genere. A noi mancano maestri, mancano operatori sanitari, va bene, che vorrebbero venire a lavorare in Veneto. Alcuni vengono, ma non trovando alloggio, trovandole a quel prezzo, dopo un anno se ne vanno, dopo 6 mesi se ne vanno. Perché se io devo lavorare solo per pagare il fitto, poi devo pagare la luce, le utenze, i consumi, vabbè, quasi quasi me ne sto a casa mia, perché almeno, come si chiama, non ho tutte queste difficoltà. C'è bisogno dunque di una politica. Io mi auguro che questo diventa davvero il centro del dibattito, non chi fa il presidente, ma che con quale politica si fa in Veneto per affrontare quella che è diventata una vera e propria condizione esistenziale. Perché noi parliamo della casa come se fosse una cosa qualsiasi. La casa è famiglia, la casa è relazione, la casa è dignità. È rifugio, punto di riferimento, ma dignità. È dignità della persona, perché se io sono costretto in una condizione di totale, anche magari rinuncio a qualcosa, ma almeno voglio stare in una casa che possa chiamarsi tale. Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno al signor, non mi ricordo il nome. Emilio. Via Fora, segretario Sinia Veneto. Allora, state toccando un tasto molto ma molto dolente stamattina Mirella, è interessantissimo il dibattito. Allora, io vorrei dire una cosa. Allora, io purtroppo, signor Emilio, io mi trovo, Mirella sa, adesso non sto qui a elencare tutta la cosa, mi trovo che praticamente per avere un appartamento in graduatoria io arrivo tra il 94esimo e il 92esimo posto. Mi dica lei, e sono singolo, mi dica lei quando io andrò a abitare in un appartamento comunale. Allora, innanzitutto facciamo una cosa, dobbiamo dire le cose come stanno. Sono quasi tutti occupati da extracomunitari, regolari e anche irregolari, perché qui c'è stata poco tempo fa una retata dove hanno scoperto che in un appartamento vivevano in 9, quindi 5 persone in più ospitate che non dovevano stare. Allora ditemi voi se è una cosa normale, invece di dare gli appartamenti alle persone che hanno bisogno, qui o li danno fasulli per dare una casa a queste persone, tanto vabbè, tanto l'italiano può stare anche in macchina, tanto va bene così, no? Ecco, allora dove andiamo a finire? Perché l'Ater qua ultimamente, Mirella, fa cose losche, adesso io non lo so, ma sta facendo tante cose. Andate piano a dire cose che non sapete. Intanto non è solo Ater, è Ater e comune, bisogna vedere, quando parlate cercate di non andare oltre a quello che conoscete, ecco, perché siete davanti alle telecamere, perciò dovete capire che dovete parlare se non conoscete, non dite le cose che non conoscete. Ecco, allora grazie Maurizio, sentiamo come risponde Via Fora. Ma io penso che non possiamo fare una guerra tra poveri. Perché questa è la cosa più assurda che possa succedere. Non è che, allora, intanto... Via Fora, che ci siano assegnazioni dubbiose, fuori di dubbio. No, sto dicendo che dobbiamo evitare che cosa? Di generalizzare. Sì, certo. Quello che è illegale è illegale. Un'abitazione abusiva è un fatto di illegalità. E per quello ci devono essere gli interventi previsti dalla legislazione. Che adesso mi sembra abbiano fatto anche un legiferato che non si può più fare. No? Allora spieghiamo cosa succede adesso se tu entri abusivamente su un appartamento. Tu sei passibile di un reato penale che ti comporta fino a 5-6 anni di carcere. Dunque, almeno capire cosa sta succedendo. Okay. Abbiamo un problema però, che queste case sono state abitate tante volte tantissimi anni fa, dunque si tratta di gestire anche come transiti da un regime all'altro. Per troppo tempo è stata, come si chiama, tollerata senza nessuno intervento. Dunque, e questo qui siamo nell'illegalità, e dunque l'illegalità non è consentita. Ok. Altra cosa è invece che cosa?
non possiamo discriminare tra chi è povero A, povero B e povero C. Se abbiamo 3 poveri dobbiamo vedere come si dà risposta a tutti quanti, a tutti e 3, perché altrimenti l'ultimo se lo piglia col penultimo, no? Ma chi sta prima nella gerarchia, nella piramide non viene mai toccato. Noi dobbiamo chiamare insieme tutti quanti a una responsabilità, le istituzioni, chi rappresenta il governo nelle singole province, ad avere una politica che consenta però, di sbloccare via fora, un mercato. mi scusi, ma Prego. non è che ci sia stato anche troppo buonismo e non si è potuto intervenire anche perché avevamo delle leggi dove il proprietario non poteva neppure verificare come era tenuto l'appartamento, ci voleva un mandato di perquisizione, controlli anche su queste case. Io mi ricordo quel servizio che ho fatto alla Vela, proprio all'epoca era assessore Speranzon, che adesso è a Roma, e gli inquilini dicevano: qui ci sono case chiuse da anni, nessuno viene a verificare, abbiamo ancora noi le chiavi. Cioè io veramente mi domando, perché il presente è questo, ma in passato tutti quelli che adesso dicono ma cosa hanno fatto? Dove erano i controlli? E io veramente, quando ho fatto quel servizio, mi piacerebbe riprenderlo e avere anche Speranzon che lo commenta. Era una cosa allucinante quella che abbiamo assistito via fora, ma detto dalle persone che abitavano là, perciò la realtà, gente che arrivava, che si impossessava delle case, nessuno che controllava, gente che moriva, lasciava l'appartamento, nessuno andava a riprendere le chiavi. C'è una cosa veramente allucinante, per forza ci troviamo in queste condizioni. Via fora. Sì, lei ha perfettamente ragione, perché allora, intanto sul patrimonio pubblico il pubblico ha il dovere di intervenire, di verificare e di evitare che si arrivi poi alla situazioni non gestibili. Noi abbiamo ancora abitazioni dove anche cambiare, tra virgolette, un bagno è diventato impossibile e dunque quelle case vanno a depauperarsi in maniera tale che poi diventano inabitabili. Per quanto riguarda invece il mercato privato, nei contratti è prevista la possibilità, anzi, quando si fanno i contratti dovrebbe essere previsto che, certo mettendosi d'accordo, perché sennò altrimenti ognuno viene in casa magari mentre io mi faccio i fatti miei, è previsto il fatto che tu possa accedere al tuo appartamento, ok? E dove non venga consentito tu possa farlo rivolgendoti alle forze dell'ordine. Hai voglia, via fuori, abbiamo sentito allora il problema rimane quanta attenzione c'è da parte di chi dovrebbe garantire questi diritti a farli esercitare, perché altrimenti siamo al cane che si morde la coda. Allora, ognuno faccia il proprio dovere. Il problema è che sono sempre cani randaggi, ammalati, che nessuno guardi, i cani che si mordono la coda. Andiamo a conoscere anche Oscar Licini, presidente cooperativa Orchidea. Buongiorno Presidente, grazie. Capisci che do spazio a questo problema, gravissimo problema che non ha soluzione. Pensate, queste persone o sono in mezzo alla strada o veramente con figli hanno dei problemi, o diversamente giovani che non possono neppure scendere, non c'è l'ascensore, perciò hanno appartamenti enormi, un disastro. Allora intanto capiamo chi è il Presidente Licini e soprattutto cos'è questa associazione cooperativa Orchidea. Prego Presidente. Buongiorno a tutti. Allora, la cooperativa Orchidea è una cooperativa sociale che opera nel territorio di Treviso e si occupa di servizi sociosanitari. In particolare rivolti a persone anziane, a disabili e salute mentale. Questo è il nostro target. Lavoriamo con alcune strutture accreditate direttamente da noi, quindi con delle comunità alloggio e una RSA disabili che abbiamo a Mogliano, mentre altri servizi che vengono offerti alle strutture tipo a delle case di riposo come ISRA di Treviso e Istituti San Gregorio, andiamo a gestire le varie equip del personale, quindi gli offriamo tutta l'equipe. E siamo circa 350 persone, tra infermieri, operatori sociosanitari, psicologi e insomma più o meno questo è un po' il livello. E rispetto al tema che ho sentito che state discutendo, il tema casa, ci riguarda molto anche da vicino
specialmente perché c'è una difficoltà di reperimento di persone qualificate, in particolare infermieri e operatori sociosanitari, e quindi non sono facilmente, diciamo, reclutabili qui nella nostra zona, e quindi siamo costretti a dover mettere degli annunci o a trovare, diciamo, degli interlocutori che sicuramente almeno al sud, insomma, in particolare, o all'estero, e quindi per far arrivare qui degli infermieri o degli operatori sociosanitari è ovvio che serve anche dare la disponibilità dell'alloggio, e quindi per questo motivo noi ci siamo dovuti attrezzare e prendere in affitto almeno, abbiamo una quindicina di appartamenti tra Mogliano Veneto, Treviso, Centro e Valdobbiadene. E noi mettiamo a disposizione questi appartamenti per questi professionisti che arrivano, almeno per i primi 3-4 mesi. Questa almeno è l'idea iniziale, in maniera gratuita, e il guaio è che poi queste persone al termine di questi primi mesi, 3-5 mesi di locazione gratuita, loro poi fanno fatica con lo stipendio che hanno, sentivo anche prima, a recuperare, diciamo, a mantenersi con un affitto che, ad esempio, sulla zona di Mogliano, ma anche Treviso, si è circa all'intorno di 800-1000 euro, dove un infermiere prende 1700-1800 euro massimo, un operatore ancora peggio prende 1.300-1.400 euro, e quindi anche dopo, appunto, i primi mesi che sono qui dobbiamo sostenere una parte dei costi anche noi, e quindi diventa davvero un problema importante, perché sempre di più, man mano che i nostri professionisti locali o vanno in pensione o vanno in altri posti, abbiamo bisogno di reclutare persone che arrivano da fuori regione, e quindi aumenta sempre di più il problema alloggi. Vede, Presidente Licini, io comincio a essere molto preoccupata, perché prima o poi qualcosa succederà, non si può continuare così. È una situazione intollerabile, anche perché molte di queste persone che non sentono magari hanno 3-4 case, perciò magari 4 chiuse e una aperta. Il problema è che non sentono il problema perché non lo vivono. Ecco, io sono di questa idea. Quando tu non vivi il problema, non sai di cosa parli, anche se sei seduto su delle poltrone che dovrebbero invece intrigarti, capire, agire, come fare squadra con qualcuno per risolvere il problema. Una giunta è formata da tante persone, le commissioni sono formate da tante persone, ma è possibile che noi in situazioni così gravi non abbiamo risposte? Avete visto quel povero signore che è morto, dormiva in macchina, una persona, avete visto, veramente per bene, ha detto: io non so cosa mi sia successo, però questa è la mia condizione, l'hanno trovato morto in macchina nel 2025, e qua continuiamo a passarci le ville venete dove da anni potevano essere ristrutturate o date veramente a qualcuno che poteva intervenire e fare nel degrado più totale, perché dentro non si capisce cosa vogliono fare, a chi dare, e comune, e provincia, e regione, e io non riesco più a capire cosa sta facendo la politica per il popolo, è quello che io non riesco a capire. Licini, lei sta dicendo: ma io con queste persone cosa faccio se non mi vengono a lavorare? Come faccio io a curare tua mamma, tuo papà, la persona che ha bisogno? Perché queste non trovano un alloggio, perché gli affitti sono, avete sentito, 1.000 euro, ma bisogna vedere poi che appartamenti. Calma, bisogna vedere anche dove e che appartamenti danno, nessuno controlla più niente. Qui in Italia vige chi fa da sé fa per tre, ognuno si arrangia, si fa le proprie regole, tanto qual è il problema? Via fuori, bisognerà anche voi che cominciate a battere più forte, perché veramente è
situazione detta, ma non solo da voi, avete sentito anche questa cooperativa? Cioè non stiamo parlando degli ultimi della classe, abbiamo una situazione che è diventata insostenibile anche per noi, questi sono i numeri, prego via Fora. Ma io penso, in assoluto accordo con quanto diceva il signore prima, che ci sia bisogno di una cooperazione istituzionale e sociale, perché se non si fa fronte comune, associazione degli inquilini, Confindustria, Confartigianato, tutti quanti quello che viene definito i corpi intermedi della società, va bene, e non si fa un patto sull'abitare in maniera tale che si abbia un reale potere contrattuale con le istituzioni, con la politica, va bene, noi ci affidiamo di volta in volta a questo scaricabarile, la colpa non è di che questo, la colpa non è di quell'altro e via discorrendo, ma intanto viviamo l'emergenza e viviamo un'emergenza che sta portando, io per esempio sono stato in un quartiere, non dico dove perché voglio evitare che venga poi strumentalizzato, dove abbiamo delle persone che sono prigioniere, persone anziane, che hanno diversi livelli di invalidità o di difficoltà, che vivono all'ultimo piano, non c'è un ascensore, hanno bisogno di tutto e sono prigionieri in casa. Se non ci fossero a volte tutta quanta questa rete, per fortuna che in Veneto è ricca, di volontariato, queste persone non avrebbero nemmeno la possibilità di nutrirsi. Siamo a questi livelli e questo avviene nell'indifferenza generale. Io penso che è centrale da questo punto di vista, senza colpevolizzare nessuno, che soprattutto i sindaci, che sono la massima autorità locale, si facciano interpreti di queste situazioni. Oltre a fare griglie roventi, sindaci, fate anche case roventi che forse riusciamo anche a capire cosa volete fare. Io vorrei dire però un'ultima cosa, Mirella, che è questa. A me pare che c'è molta attenzione, diciamo, a chi sta meglio, ok? E si fa molto, come si chiama, affidamento, c'è un grande riconoscimento, come è giusto d'altra parte, no? A chi fa impresa, c'è poca attenzione oramai a chi sta male. È vero. Oramai siamo in un paese in cui le persone vengono considerate chi non ha soldi, chi non può consumare, chi non è uno che ce l'ha fatta, va bene, vengono considerati scarti sociali e degli scarti sociali vanno a finire nelle discariche, come sappiamo. Sa cosa qualche persona via fuori, lo dico anche a Licini, quando passa davanti al banco alimentare e vede queste creature che stanno cercando, sa come li chiamano? Sacchi a perdere. L'ho sentito io, infatti è nata anche una bella discussione con Mirella quel giorno là, ma veramente da forze dell'ordine. Cioè, veramente io non ne posso più, Licini. Ma perché questa cattiveria, Presidente Licini, a di non capire invece la fragilità? Cerco anch'io di mettere la goccia, di aiutare, di capire perché questa rabbia contro qualcuno, come se tu a casa mangiassi meno, bevessi meno, ti togliessero qualcosa. Tanta rabbia, vedo o sbaglio, Presidente? No, c'è tanta rabbia davvero, dopodiché non so neanche io darmi una spiegazione. Io vedo che comunque mi focalizzo sempre sul nostro settore, che è quello dell'aiutare un po' le persone, o assistire le persone anziane, in particolare i disabili, e quindi c'è bisogno comunque di sostenere tutto il personale che lavora in questo settore e che è comunque pagato poco rispetto a quello che fa tanti sacrifici, e quindi bisogna trovare delle politiche che sostengano almeno l'abitazione, insomma, in qualche maniera che venga aiutato questo personale, perché davvero è difficile, perché nel momento in cui non si trovano più personale qualificato che voglia fare questo lavoro qua, davvero a casa, non so, a casa e nelle strutture, chi è che guarderà i nostri anziani, i nostri papà, i nostri anziani, davvero? Sai, Presidente Licini, cosa penso? Io sento, e qua vorrei capire anche come fare anche con lei e anche eventualmente con Via Fora e con altri, molti pensionati che con queste pensioni basse non riescono più a sbarcare il lunario, questa è la verità, neppure a curarsi.
quelle che sono in grado ancora di gestirsi, parliamo sui 70 anni, dai 65 ai 75, fermiamoci là, perché non potrebbero essere assunte veramente chi è in grado di fare perché io sento che neanche parlarne di questa roba qua, quando superano i 65 anni, anche se magari sono più bravi di quelli di 40 perché hanno un vissuto alle spalle, e penso anche, per carità, con un po' di formazione, vorrei anche capire una volta come siamo diventati grandi senza formazione. Adesso bisogna fare formazione su tutto, perché sennò non sei in grado di fare niente, eppure siamo diventati grandi e bravi tutti quanti senza tanta stage e formazione. Non è il caso di rivedere anche chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di fare, ma di aiutarlo anche economicamente, integrando qualche lavoretto che può essere, cioè l'assistenza all'anziano, se uno è in grado di assistere, vicini, parliamoci chiaro, alzarlo, abbassarlo, pulirlo, cioè se ho la laurea in questo, come ti lavo, cioè capisce che faccio fatica, perché ho queste persone che chiedono, non ne vuole nessuno. Prego, Presidente Vicini. No, c'è un problema, sono due aspetti. Allora, uno che la Regione, ma a livello nazionale, per la gestione, e parlo delle strutture, diciamo, le case di riposo, in particolare le RSA, ci sono delle regole ferree che sono gli standard. Quindi per ogni anziano ci deve essere un numero di ore di infermiere, di operatore e quant'altro, qualificato. Ma se non vengono modificati questi standard, davvero fra poco non ci sarà nessuno che riuscirà a garantire l'assistenza, e quindi ben venga il fatto che si possa introdurre, in qualche maniera lo si è già comunque fatto, e chiamiamole le persone ausiliarie, quelle persone che non hanno nessun titolo, che però in qualche maniera possono essere di aiuto, e quindi può essere, insomma, qualsiasi persona che non ha un titolo di studio, oppure come diceva lei, le persone in pensione, che però le persone pensionate, noi le stiamo cercando, anche noi, anche qualche infermiere in pensione, qualche operatore, però qual è il problema? Che qua che se uno prende la pensione e ha una pensione molto bassa, se viene assunto il contratto gli va a fare reddito, e quindi poi alla fine dell'anno, quando va a fare il 730, praticamente gli viene tolto tutto quello che ha guadagnato durante l'anno. Quindi anche qui bisognerebbe fare una politica un po' che sostenga invece questo aspetto qua. Ma questi tavoli, queste commissioni parlano di quello che sta dicendo Licini? Parlano di queste cose? Sanno che si sta parlando noi, questo presidente di questa cooperativa che ha le idee chiare? Sì, io posso farlo, però questo poveretto alla fine anno, quando fa la dichiarazione dei redditi, si vede portare via tutto quel poco che ha guadagnato. Ma via fuori, sono fuori di testa qualcuno, oppure qua veramente credono che siamo tutti degli imbecilli e che non riusciamo a ragionare e avere il buon senso con la nostra testa? Ma infatti ha dato i quantum al ragionamento che faceva il presidente della cooperativa. Noi adesso si sta discutendo una pseudo riforma fiscale, il passaggio da 4 a 3 aliquota. Quelle lì renderà più difficile quello che diceva il presidente, perché quelli che stanno sotto i 30.000 euro ci perdono, va bene? Perché è punitiva verso quelli che hanno, e invece favorisce quelli che hanno di più. Dovremmo vedere come si fa invece una riforma fiscale sul modello tedesco. Io sono i tedeschi da questo punto di vista, che c'è una, come si chiama, progressività totale, per cui non hai scaloni, scalini, per cui quando pigli un aumento, quell'aumento non serve a niente perché viene mangiato dal cuneo fiscale e via discorrendo. C'è bisogno di una politica che sia più attenta a che cosa? A quella che una volta venivano chiamati ceti medi, lavoratori. Noi oramai abbiamo lavoratori, lavoratrici anche qualificati, va bene, che sono sottopagati rispetto al resto d'Europa, e diventano ceti deboli, cioè il numero di... Noi abbiamo... il ceto medio non c'è più, c'è il ceto povero e il ceto ricco. Maria da Piove di Sacco, poi andiamo in pubblicità, vai Maria. No, io non volevo parlare in diretta, sinceramente avrei voluto parlare un po' con lei.
Maria, allora lascia il tuo numero che ti chiamo dopo nel tardo pomeriggio domani, lascia il tuo numero al centralino che poi ti chiamo, sai Maria? Ecco, anche ieri sono stata chiamata da persone, ecco, dovete rivolgere però al numero della segreteria del cellulare che abbiamo nel nostro sito, perché il mio personale, per cortesia, almeno quando vado a casa la sera, perché mi chiamano a tutte, non so chi dia il mio numero, comunque ce l'hanno tutti, e persone, cioè io prima cosa non siamo un bancomat, non è che voi chiamate e Mirella inserisce il bancomat e vi dà i soldi. Questo che sia chiaro per le persone che non hanno ancora capito come svolgo il lavoro e cosa faccio anche con quello che riesco ad avere. Perciò attenzione, capite bene quello che faccio e quello che dico. Noi non siamo un bancomat che tu chiami, hai bisogno di aiuto economico e Mirella introduce il bancomat. Non funziona così, lo dico a qualcuno che non ha ancora capito. Pubblicità. Abbiamo Rinaldo in linea. Rinaldo, so che sei in montagna. Ciao Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Come stai Mirella? Tutto a posto? Sì, grazie caro. Guarda, qua sei in paradiso perché immagino. Domino in montagna, di spettacolo, di fresco e si sta bene. Ti faria anche a te bene una bella giornata passata con la tranquillità. Non che sei bordei, non che sei niente. Voluto essere venuto a Mirella perché se salta stai in pensiero. Se non mi siete perdonati. Bravo. Grazie a te Mirella. Grazie caro Rinaldo, rilassati te e la famiglia, grazie. Allora, quello Presidente Licini che volevo capire è iniziare anche voi, magari anche con queste associazioni, importanza di fare rete, ecco, di andare a questi tavoli dove veramente dovete farvi ascoltare e iniziare anche a fare i nomi e cognomi di chi che non firma, di chi non vuole sentire, perché guardate che fra poco abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, forse in parte, ma qualcosa, almeno un po' di manico ce l'abbiamo stavolta, perciò svegliatevi ragazzi a casa, cercate di svegliarvi, ma soprattutto Presidente, quello che i giovani, perché dicono no, non è che non vogliono fare, non ci sono, non li abbiamo, volete capirlo che non ci sono i giovani, perché o studiano oppure se ne vanno, molti di loro, basta vedere i numeri che abbiamo sentito. Ecco perché non si intriga più, perché il lavoro deve essere anche pagato, deve essere retribuito. Io ho raccontato di questa mia amica Licini che è andata in Germania, stesso lavoro, laureata in farmacia, 2.000 euro qui o 2.500 ma tirati, Germania 5.000 euro e alloggio. No, scusa allora dico, ma la vita è più cara. Io ho parlato con lei e ho detto no Mirella, siamo là, non è vero. Vuoi tornare? No, io sto bene qua, cosa vengo a fare? Ho anche una figlia. Allora Presidente, c'è qualcosa che non va? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare squadra, unirci? Ecco, forse gridare di più, perché a questo punto io non so se qualcuno vuole ascoltare, perché tutti sono in campagna elettorali, tutti che promettono, ma ISEA da anni non mica ha fatto niente, allora com'è la storia? Licini, cosa dice? Qui è un problema proprio di politica retributiva a livello generale. Io mi soffermo sempre sul nostro settore e in particolare appunto quello degli infermieri e degli operatori sociosanitari, che sono delle figure secondo me essenziali non può essere che un operatore sociosanitario non prenda più di 1.400 euro. Insomma, sono persone che fanno turni, che si sacrificano dai fine settimana, tutte le festività, si spaccano la schiena per alzare gli anziani in difficoltà, i disabili, insomma, quindi dopo qualcuno dice vabbè, sono le cooperative che pagano poco. Non è quello, perché noi ovviamente riceviamo gli indennizzi o i soldi dai vari enti che ci pagano sulla base di un contratto collettivo nazionale, insomma è quello che viene pagato, quindi bisogna proprio cambiare a livello politico proprio tutto il sistema delle retribuzioni e in particolare, ripeto, sul mondo del sanitario e del sociosanitario.
perché sennò appunto poi si sente che i Certo nostri che anche con professionisti questi vanno ambiti in Germania e territoriali, prendono- non so come andrà a finire, Presidente, questi ambiti territoriali sono i sindaci con le mani nei capelli, non si riesce mica a capire dove la politica vuole andare a parare togliendo il sociale alle ULSS, inserendolo questi ambiti sociali con i sindaci. Guardate, è un momento veramente molto delicato che non vi raccontano. Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi occhi. Adesso che ha chiamato Rinaldo mi sento più tranquillo, Mirella. Allora, anche ieri nel napoletano una donna è uscita di casa, è tornata, ha trovato la casa occupata, ha chiamato i parenti e furono botte fra chi voleva entrare e chi voleva difendere questa donna. Solo in Italia succedono queste cose. Adesso avete parlato delle vele. Le vele, questa costruzione di case popolari, non è tanto che sono state costruite. Come mai sono diventate faticose così velocemente? Sì. Non lo so io, perché quanti soldi furono spesi per costruire? E furono costruite da architetti impanti. Cioè, quelle case sono addirittura impossibili da distruggere, perché le hanno fatte così bene che è impossibile da distruggere. Io non riesco, perché in questo paese non c'è un sistema, perché non ci sono i soldi. Adesso Rai News 24 questa mattina ce l'ha detto che in Italia ci sono 34 bombe atomiche. Siamo il paese in Europa che ha più bombe atomiche di tutti. Nel mondo sai quante bombe atomiche ci sono? 9.616. Ne bastano 50 per distruggere il pianeta. Allora, perché sono state costruite tutte queste bombe atomiche? Invece di spendere i soldi per questi villaggi, per queste cose criminali, perché non si spendono per mantenere le case popolari, che ci sia un sistema, che uno non va a rubare la casa di un altro, che la gente viva in pace. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te caro Leone, allora ormai siamo in chiusura, allora Presidente Viafora, come concludiamo, con quale messaggio e soprattutto fatevi sentire, vi prego, dite che siete venuti qua, che la gente è stanca, che non ne può più, diteglielo. Prego Presidente. Io vorrei fare un appello in chiusura di questa trasmissione, che è di questo tipo. Io non entro sulle vicende politiche, ma chiunque oggi si candida a governare il Veneto, se vuole evitare che ci si avvia ad un lento declino e a una condizione sociale preoccupante, perché mette in discussione anche la serenità e la sicurezza delle persone, che abbia un punto specifico e pigli impegni seri che poi vengono e si traducano in fatti, non in chiacchiere, per dare risposta al problema dell'abitare, perché questo rende più competitiva la regione. Io dico forse qualche sagra in meno, qualche festa in meno e qualche casa in più servirebbe a fare il Veneto migliore. Noi abbiamo creato il villaggio delle associazioni perché servono i villaggi ormai Viafora, non la casa, servono villaggi. Grazie veramente, grazie a Emilio Viafora, segretario regionale Sunia Veneto. Sentiamo come ci saluta, con quale messaggio Oscar Licini, presidente cooperativa Orchidea. Prego Presidente. Beh, io insomma intanto vi ringrazio dell'opportunità di aver almeno raccontato quali sono i problemi del sociale del nostro territorio. Sicuramente ci faremo, ora noi facciamo parte anche di Conf Cooperative, che è la nostra associazione di rappresentanza, e quindi faremo pressione sulla nostra associazione, la quale farà pressione alla nuova politica che avanza. Insomma, vi ringrazio. Grazie Presidente, grazie, pubblicità.
subito altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza una giornalista Elena Grassi, che è anche un'educatrice di media, grazie, e Cinzia Bonetto, presidente UEI, Unione Operai Escursionisti Italiani. Grazie anche a lei, Presidente, ci siamo conosciute al villaggio delle associazioni, quanti incontri abbiamo fatto, poi vedremo ancora le immagini, però vorrei iniziare proprio Elena Grassi, proprio per capire chi è questa donna che sta cercando anche lei di aiutare, di far capire l'importanza anche dell'educazione, della conoscenza, del rispetto e soprattutto anche della scuola. Tu, Elena, ci diamo il tu perché ci conosciamo da tanti anni, ma soprattutto capire come vedi il mondo dei giovani, ecco, questi giovani che hanno pochi punti di riferimento e soprattutto anche io sono convinta che la cultura aiuterà, ecco, loro devono assolutamente cultura, arte, creare degli obiettivi dentro di loro per raggiungere la meta. Cosa ne pensi, Elena Grassi? Sì, infatti diciamo che siamo qua questa mattina anche per parlare di iniziative soprattutto del Ministero dell'Istruzione e della Cultura che si sono appena concluse con quest'anno scolastico, che è il progetto di Cinema per la Scuola, ed è appunto spalmato su tutta Italia. Noi abbiamo degli esempi, per esempio uno molto bello è a Montebelluna, in cui i giovani di tutte le scuole, dal liceo all'istituto tecnico, al CFP, chiunque, si ritrovano anche in maniera mista, quindi non per forza con i propri compagni ma anche con ragazzi di altre scuole, per creare dei video. Quindi non video per bullizzare, non video di revenge porn, non video come dire di puro intrattenimento, ben fatti assolutamente, quindi anche intrattenimento, ma che mandino in qualche modo dei messaggi e che parlino da coetanei ai loro coetanei. Ok, quindi deve essere un rapporto orizzontale, non verticale, perché si è visto che verticale ormai non funziona più, c'è un grande scollamento tra le generazioni, un po' perché la tecnologia corre tantissimo, un po' perché la società stessa cambia, però riuscendo ad attivare delle comunicazioni di tipo orizzontale, quindi tra pari, si riesce anche a costruire un dialogo più costruttivo, ecco, anche per i giovani stessi. E quindi credo sia giusto dare spazio ogni tanto, e tu riesci a darlo perché la cronaca ha delle esigenze, no? Anche di come dire, regole giornalistiche, per cui se c'è la baby gang allora va sul giornale, se c'è una violenza va sul giornale, ed è per carità anche giusto per poterci difendere. Facciamo il villaggio, non va nel giornale. Esatto, per dire, funziona però così. c'è una comunque grande parte anche dei giovani, è per quello che io vorrei che emergesse il fatto che purtroppo una piccola parte che fa tanto casino ha più spazio di una gran parte che fa silenzio. O che fa? E che fa, appunto, e quindi oggi era bello parlare anche di questi, dei loro temi, dei loro bisogni, della loro voglia di esprimersi, che può essere anche sana, perché alla base di tutto c'è la voglia di esprimersi. Ok, Ezio Mauro diceva: più parole hai a disposizione e più troverai modi alternativi per esprimerti, meno parole hai a disposizione e più userai le mani, la violenza, il fisico. Per questo, come tu dicevi, la cultura può salvare, perché diamo l'opportunità a queste persone che hanno un bisogno pazzesco di esprimersi. Diamo delle alternative, diamo delle possibilità. In questo caso io mi occupo di cinema, ma va benissimo la musica, va benissimo il teatro, va benissimo il podcast, lo sport, come poi ci parlerà la Presidente, anzi lo sport ancora meglio, perché quello proprio da un punto di vista fisico libera tantissimo. Ma queste sono le opportunità che dobbiamo offrire se vogliamo contrastare dei fenomeni di devianza giovanile. Più parole abbiamo a disposizione e più non utilizzeremo modi alternativi per esprimerci. Questa è la verità. Molto chiaro. Allora salutiamo anche Hermes Pozzobon, che si è collegato, responsabile del progetto Beauty Storytellers. Grazie Pozzobon di essere con noi. Vedo anche una ragazza, si chiama Siria.
Allora Elena mi ha detto giusto, ecco, poi conosceremo anche Siria, si presenterà, grazie Pozzobon. Saluto anche Pierina Furlanetto, già atleta paralimpica. Ciao Pierina, che piacere rivederti, ci siamo visti anche al villaggio, mi fa piacere anche rivederti questa mattina, una guerriera numero 1, voi non avete idea chi è Pierina, guardate, ecco, io conosco delle guerriere, altro che le baby gang così nominati, che non so perché hanno messo anche sto nome, Maranza, baby gang, sono ragazzini, ma veramente basta prenderli veramente nella maniera giusta e nell'angolatura giusta, vedi, li abbiamo visti anche al villaggio solidale, che quando li prendi nella maniera giusta non ce n'è per nessuno, però bisogna che qualcuno vada a prendere, che scenda dal Monte Bianco, come ha detto qualche professore, e che vada a vedere cosa c'è sotto, dall'alto della vetta, che si vede, e prenderli. Allora saluto veramente Hermes Pozzobon. Allora, cosa ci racconta? Abbiamo sentito Elena, presentaci anche questa meravigliosa creatura a fianco, prego. Grazie a tutti voi, intanto è un piacere essere qui, l'ultima volta era stata 2 anni fa e noi promuoviamo, come diceva Elena, un'iniziativa che porta il cinema nelle scuole e portando il cinema nelle scuole, che diventa quindi uno strumento, cerca anche di dare delle possibilità di esprimersi a studenti di scuole elementari, medie e superiori, tutte quelle dei comuni di Trevignano, Montebelluna, Volpago e Crocetta, ma anche una possibilità di relazionarsi tra loro e quindi di condividere esperienze di socializzazione. Di fianco a me c'è Siria Limarilli, una studentessa dell'Istituto Einaudi Scarpa, istituto professionale di Montebelluna, che ha preso parte in maniera molto attiva al progetto che si è svolto in quest'anno scolastico. Allora Siria, chi sono i giovani del 2025, le giovani del 2025? Non sarebbe tempo, e lo dico anche a Hermes, di non dividere più tra uomini e donne, bambino, bambina, ma parlare di persone, cosa fanno le persone, chi sono i nostri giovani, chi sono Siria i nostri giovani? Io penso che i giovani abbiano un'incredibile voglia di conoscere, di sapere, e ho visto un'enorme affluenza beauty storytellers sia di ragazzi che di ragazze. C'erano tantissime ragazze durante la masterclass di regia a cui ho partecipato e mi sembravano tutti entusiasti di partecipare. Cos'è la cultura e l'arte per il giovane? Sì, cioè lo intriga, voglia di conoscere. Voi veramente state dicendo questi sono i giovani, non sono quelli che voi vedete sui giornali, questi ragazzini che hanno perso il lume della ragione non per colpa loro, ma per i nemici che trovano dietro l'angolo, ce ne sono tantissime. Sono questi i giovani che io vi faccio vedere, che dicono la realtà qual è. Guardate che ci siamo anche noi. Pensa Siria che una ragazza, una studentessa mi ha detto: guarda Mirella, il futuro è nelle nostre mani, vedrai che prima o dopo, un passetto alla volta, riusciremo a prendercelo. Sei d'accordo Siria? Sono completamente d'accordo. Noi giovani vogliamo migliorare il mondo da ogni punto di vista, siamo dentro di noi un po' arrabbiati per quello che succede e vogliamo prendere nelle nostre mani il nostro futuro e cambiare la situazione, e siamo veramente molto entusiasti. Cos'è Siria la cosa che ti preoccupa di più? Quella che veramente vorresti che passasse subito, che dà fastidio, che crea problemi? Onestamente i contenuti verticali, perché io vorrei tanto promuovere uno storytelling da una durata molto più lunga. Apprezzo i lungometraggi, vorrei che si desse il tempo per ascoltare e per imparare. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Hermes Pozzobon, cosa pensi di queste parole. Ecco, parliamo di parole molto importanti che ha detto Siria, che ha detto Elena. Cosa dici? Ecco, perché si fa poco? Perché siete poco supportati? Io dico sempre, Hermes, che non devo essere fortunato ad avere quell'insegnante, ecco, ad avere quella scuola. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, essere intrigato, capire. Prego, Hermes.
Sì, allora noi siamo un'associazione che nasce da un gruppo di persone molto giovani, siamo nati 10 anni fa quando avevamo tra i 18 e i 20 anni, per cui abbiamo sempre avuto nel nostro DNA l'intenzione di cercare di parlare anche ai nostri coetanei o addirittura persone più giovani di noi, come sta avvenendo adesso. Quello che ci ha colpito entrando nelle scuole 10 anni dopo esserne usciti, quindi in questi ultimi anni, è vedere effettivamente quello che dicevate anche voi prima, cioè che a fronte di una narrazione pubblica che spesso dipinge esclusivamente o soprattutto comportamenti negativi della popolazione giovanile, in realtà c'è una buona parte, adesso non saprei fare percentuali, ci vorrebbero degli studi, ma sicuramente c'è una buona parte di ragazze e di ragazzi che in silenzio in realtà sono entusiasti, riprendo questa parola che ha usato Siria, della loro vita, cercano di impegnarsi a pieno, e devo dire che li trovo anche come generazione molto più consapevoli e molto anche più spontanei, più interessati rispetto ad esempio a generazioni precedenti. Ripenso a me stesso della mia età. Questa è una cosa che ci ha colpito e che probabilmente, se non avessi avuto modo di conoscerli direttamente attraverso questo progetto, non avrei pensato, perché probabilmente sarei anch'io stato sottoposto alla narrazione pubblica. Ecco, mi piace ricordare un aspetto di Siria, proprio perché lei qua vicino. Allora, questo progetto Beauty Storytellers prevede attività varie. Per quanto riguarda le scuole superiori, ci sono proiezioni al cinema e lezioni che facciamo in aula sul linguaggio audiovisivo, sul cinema, che si rivolgono a numerosissime classi degli istituti coinvolti, e poi c'è una seconda fase in cui sono gli studenti che scelgono volontariamente di partecipare a dei laboratori. Quindi la maggior parte degli studenti coinvolti finisce il percorso con le proiezioni e le lezioni, e una parte comunque consistente, un buon 20%, sceglie volontariamente di impegnarsi oltre in attività sia mattutine sia pomeridiane. Siria non solo è stata tra questi, ma lei si è fatta notare addirittura le primissime attività del progetto già al cinema, e me la ricordo perché nel corso di alcune attività era una delle ragazze a cui si vedevano gli occhi brillare, e questa cosa devo dire che è emozionante per chi propone un progetto delle scuole, perché vedere che un film, un incontro con uno sceneggiatore provoca non solo un interesse, ma addirittura fa brillare degli occhi a una ragazza di 16 anni, ecco, vuol dire che in qualche modo qualcosa si è fatto centro, e quindi ecco, anche questo è il motivo per cui mi ha fatto piacere farla intervenire e proporle di essere qui oggi. Guarda, proprio vedremo anche quello che hai mandato. Hermes mi diceva la regia che è pronto, e mi fa molto piacere. Però prima volevo anche appunto conoscere anche Cinzia Bonetto, questa presidente, ecco, che sta anche lei cercando di dare un contributo, di aiutare anche le fragilità, anche con questo sport, con tante cose. Prego, Presidente. Beh sì, diciamo che lo sport è sicuramente una valvola di sfogo, ed è per me vivo di sport, sono sempre stata dentro lo sport. Che sport? Spieghiamo anche. Allora, io vengo dal nuoto, in realtà sono presidente di una società che fa sci e atletica, oltre che nuoto, e fa anche attività, diciamo, collaterali come l'escursionismo, quindi diciamo offre ai giovani, ai ragazzi, ne abbiamo tanti, perché su 1200 soci circa 600 sono ragazzini, sono under 18. E questo, bello questo. Chiaramente ripartiti nei vari sport che seguiamo. Lo sport sicuramente è una valvola che fa entrare e sfogare i ragazzi, come è stato detto prima, ma è anche una forma di conoscenza dei propri limiti, superamento dei limiti, superamento dei tempi, perché ogni ragazzo che pratichi l'attività amatoriale, che si impegni a livello agonistico, che diventi un'eccellenza sportiva, deve fare sempre il conto con quella che è la quotidianità. Vuol dire l'arco delle 24 ore, la scuola, l'interazione con gli altri ragazzi e tutte le attività che fanno parte della quotidianità. E fare sport vuol dire imparare a gestire il tempo e gestire anche quelle che sono le
i rapporti con le altre persone. Qui si è parlato di pari prima ed è non solo un discorso di pari, ma è anche un discorso che poi entra nei confronti dei più piccoli. I più grandi sempre aiutano i più piccoli per inserirsi in un nuovo gruppo, per inserirsi in un nuovo progetto, per spiegare un nuovo impianto sportivo, come affrontarlo, con una pista di sci piuttosto che un impianto di atletica, piuttosto che una piscina, ed è un elemento, diciamo, di inclusione ed è la nostra, diciamo, chiave di lettura. Io sono presidente di una società, di un'associazione che ha 103 anni ed è sempre stata, diciamo, basata su una diciamo, equivalenza tra i generi. Fin dalla Costituzione nel 1922 oramai, quindi parliamo di anni molto lontani, molto distanti da noi, c'era sempre questa attenzione alle, sono state dette fragilità, debolezze, piuttosto che erano gli anni della riforma del diritto internazionale del lavoro, quando ai bambini e alle donne furono vietati i turni di lavoro notturni e festivi. Però bisognava trovare un modo per impiegare quel tempo, perché non avendo nient'altro e non c'era l'obbligatorietà scolastica, che poi è stata sancita nel dopoguerra, venivano lasciati al proprio destino. Purtroppo succede anche adesso, anche se abbiamo la realtà scolastica, ma molti lasciati al posto destino, perché senza punti di riferimento, e soprattutto questo sport che si inizia a fare dalla quinta elementare, non dall'asilo, e soprattutto non deve essere la maestra, ma deve essere dei professionisti, perché le attività motorie sono molto importanti. Se qualcuno vuole capire questo, visto che lo sport è stato inserito nella Costituzione nel 2024, forse faremo un passo in avanti. C'è un'obesità che fa spavento, perciò capite bene che questi bambini hanno bisogno di aiuto, e non è che io mi devo inventare la maestra o ad avere la maestra, devo avere quello che mi aspetta di diritto, e lo sport dovrebbe essere un diritto. Cosa ne pensi, Pierina? Ti saluto e ti ringrazio. Pierina Furlanetto, prego. Sicuramente è un diritto. E hai detto bene, c'è purtroppo un'obesità giovanile. Alza il volume, non sento. L'ho alzato, ma più di questo non riesco. Cercherò di alzare la voce, se mi sentite. Sì. C'è un'obesità giovanile importante in questi ultimi anni, si parla molto di questo, e io mi ritengo di far parte comunque anche di questa fascia, nel senso che nei miei anni giovanili anch'io ero una persona in sovrappeso. E lo sport che ho avuto la possibilità di praticare mi ha dato sicuramente una mano per non esagerare. Nel momento in cui ho smesso, però, è arrivato il conto e adesso sto cercando di curarmi al meglio. Lo sport è importante nei giovani, come diceva la mia presidente, che ci ha accolto come gruppo disabilità in questa associazione, che ha veramente un fondamento molto profondo del rispetto fra persone, del rispetto fra normodotati e disabili, tant'è che nella loro Costituzione è stato proprio inserita l'inclusione. Pierina, devo interrompere perché hai un volume bassissimo. Adesso vediamo se con la regia riusciamo ad alzarlo, perché è troppo basso, non riusciamo a sentirti bene, però andiamo a vedere quello che ha portato veramente, che ha mandato Hermes Pozzabon, per capire chi sono questi due ragazzi. Andiamo a vedere. Noi ci siamo avvicinati al Piano Nazionale Cinema Immagini per la Scuola nel 2022, quando il Cinema Italia Eden di Montebelluna, che è la sala cinematografica locale, ha convocato la nostra associazione e il Cineforum Gagliardi di Montebelluna per metterci al corrente dell'esistenza dei bandi CIPS. Ci siamo messi al lavoro con una progettazione condivisa tra questi tre soggetti e una serie di scuole che da 2-3 sono diventate 10 nel corso delle
delle settimane per mettere in piedi Beauty Storytellers. L'iniziativa prevede una fase di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo che viene fatta attraverso la visione, la proiezione e la visione di film al cinema differenziati in base alla fascia d'età, perché il progetto coinvolge scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado, per cui studenti di età molto diverse. Tutti vanno al cinema a vedere film d'animazione per le scuole elementari, di genere musicale per le scuole medie a indirizzo musicale e film e documentari con incontri con l'autore per quanto riguarda le scuole superiori. Ci sono poi lezioni in classe, sempre differenziate in base all'età degli alunni, e poi prende avvio la fase più coinvolgente dell'iniziativa, che consiste in laboratori. Questi laboratori intensivi, che durano 16 ore in 2 giorni, hanno la possibilità gli alunni anche di iniziare a immaginare una propria piccola opera audiovisiva, un piccolo cortometraggio. Successivamente viene fatta una selezione per ogni reparto, per ogni masterclass, con il fine di andare a costituire una troupe di circa 30-40 alunni che trascorrerà una settimana affiancata a dei professionisti del settore per realizzare le riprese e successivamente il montaggio di questo cortometraggio, che gli studenti stessi sono a dirigere, interpretare e poi post-produrre. Quest'anno, dopo una prima edizione di Beauty Storytellers andata molto bene, abbiamo avuto da subito una risposta da parte degli studenti e delle studentesse molto ampia. Quindi siamo riusciti a coinvolgere un numero maggiore di ragazzi che volontariamente hanno deciso di partecipare alla seconda fase del progetto. È stata anche l'occasione per chiamare professionisti del mondo del cinema e dell'audiovisivo da tutta Italia. Siamo riusciti a coinvolgere grandi nomi del cinema che ci hanno raggiunto da Roma, da Napoli e da Milano, e questa è stata un'occasione anche per i ragazzi di confrontarsi con chi il cinema lo fa davvero. Abbiamo introdotto quest'anno un laboratorio di documentario e poi anche dal punto di vista della scrittura, di finzione, abbiamo avviato un laboratorio di scrittura che ci ha permesso di arrivare a una scrittura molto compiuta e molto sentita del cortometraggio che poi abbiamo girato a maggio e che sarà l'esito finale del percorso. La bellezza di un progetto come questo è quello di rendersi conto di come i ragazzi entrino tra loro in relazione, scoprano delle competenze e le mettano a servizio di un progetto più ampio che coinvolge tutti quanti. Il cinema, da questo punto di vista, permette di creare qualcosa dal nulla e di esserne fieri, di sentirsi ognuno parte di un processo creativo. L'auspicio, l'obiettivo a medio e lungo termine è quello di creare qui a Montebelluna e dintorni un piccolo polo di educazione e di formazione al cinema e all'audiovisivo, facendo tesoro delle bellissime esperienze delle prime 2 edizioni di Beauty Storytellers, augurandoci che il piano Cinema e Immagini per la Scuola possa continuare a credere in questa iniziativa e soprattutto cercando di far sì che abbiamo questa immagine, un alunno che adesso partecipa al progetto come studente di una scuola primaria, fra 10 anni possa trovarsi la stessa iniziativa come studente di una scuola superiore e quindi nel corso della propria carriera scolastica sviluppare veramente un percorso completo di educazione all'immagine e all'audiovisivo. Avete visto? Questi sono anche i nostri giovani, più degli altri. Allora, Elena Grassi, come commentiamo? Ecco, cosa diciamo? Intanto abbiamo visto tanti giovani finalmente, che li vediamo veramente poco. Cosa vuoi dire? Prego. Beh, intanto volevo collegarmi anche alla Presidente, che un altro aspetto importante dello sport, oltre a quelli che ha detto lei, secondo me è il rispetto delle regole.
che è forse quello che manca di più, no? Perché appunto c'è una voglia di trasgredire, ma c'è anche un po' una scarsa conoscenza delle conseguenze, eccetera. Quindi per fare un gioco, anche se è ludico, quindi per bambini piccoli ci sono delle regole per forza, se no che gioco è? Quindi anche il fatto di superarsi, di collaborare, implica il rispetto di un perimetro che è dato appunto da delle regole che diventano poi le regole sociali. Questo nello sport, ma anche nel cinema, perché anche per fare questi video questi ragazzi hanno dovuto imparare delle regole, come ci hanno raccontato nel video. Hanno avuto una formazione, hanno imparato come dire, la narrazione come si sviluppa, quali sono anche gli effetti visivi di utilizzare un'inquadratura piuttosto che un'altra, e anche delle regole di rispetto reciproco, perché se la troupe è di 30 ragazzi, come ha detto Hermes, significa che ognuno ha il suo ruolo e quindi ognuno mette a disposizione le competenze, appunto come è stato detto, però all'interno di un gruppo, quindi tutti vanno rispettati, tutti devono collaborare, tutti devono stare ai tempi, perché il cinema stesso, come anche questa sperimentazione, ogni giorno è un budget, quindi non è che si arriva in ritardo o si fa quello che si vuole, si deve stare all'interno di una pianificazione, oltre a tutti gli aspetti artistici e creativi. Però vediamo che questi ragazzi la fanno, sono intrigati. Infatti, e questo è importante, perché secondo me anche questa educazione che passa in maniera, come dire, sullo sfondo, ma che aiuta anche a comprendere che stare all'interno di un perimetro di regole poi porta a buoni risultati. Questa è la cosa importante. Mario da Belluno, vai Mario. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Aspettavo il momento giusto, diciamo, per non uscire un po' dal seminato, da quello... Tranquillo Mario, tranquillo. Dal tema, avete parlato di laboratorio di scrittura, ecco, allora ho approfittato, perché io sono 7 anni che scrivo e... morale della favola, io ho già telefonato una volta e mi sono espresso nel merito di che apprezzi il vostro avvicinamento, diciamo, ai cittadini e alle cittadine, perché permettiate loro di interagire in diretta, e cosa che per esempio sulle reti nazionali sia praticamente utopico, e anche al Parlamento, per modo di dire. E voi, quella volta che ho espresso questa mia idea, c'erano anche gli agricoltori che protestavano contro il governo, e insomma avete detto che la pensavate come me, condividevate il mio pensiero. E allora cosa voglio dire? Che se voi ci venite incontro permettendoci di telefonare, è un po' uno zuccherino, nel senso che sì, al telefono si possono dire tante cose, però io sono 7 anni che scrivo, ho scritto 800 facciate A4 e al telefono non posso leggervele tutte. Certo, nemmeno se venissi lì in studio potrei farlo, però... Va bene, allora Mario ci sentiremo, ecco, vedremo cosa mi dirai, non ti preoccupare, siamo molto aperti, è vero, ecco, è una trasmissione seguitissima come la mia, ma come tante altre di Media Nord-Est, perché siamo nel pezzo con voi, questa è la verità e non c'è niente, ecco, da aggiungere. Grazie Mario anche della telefonata, ci sentiamo. Rivedo Pierina, fortunatamente, speriamo che anche il volume sia giusto, però prima vorrei andare dalla Presidente, da Cinzia Bonetto. Presidente, cosa ha provato anche queste giornate dove abbiamo creato questo villaggio, conoscere altre associazioni, interloquire, capire chi siamo, perché lei ha detto io ho la mia storia, abbiamo sentito l'età della storia di questa associazione, ma se io non vi invito pochi conoscono, pochi sanno, ecco, fare rete anche tra associazioni è fondamentale, prego. Sì, mandiamo anche le immagini intanto di questa bellissima serata, ecco, anche del drone intanto che la Presidente parla, prego. Allora, sicuramente le associazioni dovranno fare rete, dovranno obbligatoriamente, perché vuoi la complicità di una riduzione della natalità,
vuoi la complicità della riduzione delle disponibilità economiche da parte delle famiglie. Guardate che bello, guardiamoci 6 immagini perché abbiamo un posto che è meraviglioso, il Sile, la Restera, guardate a 2 passi da casa cosa abbiamo la fortuna di avere. Prego Presidente. E quindi diciamo che avere queste associazioni, purtroppo bisogna fare solo conto sulle associazioni per supportare le parti carenti del pubblico, sia in termini di offerta formativa sportiva, sia in termini di offerta formativa di inclusione. L'inclusione è quello che io ho sperimentato attraverso l'associazione degli ipo e non vedenti che sono entrati a far parte della famiglia Way. È stata un po' un impatto abbastanza impegnativo, perché non conoscendo la tipologia della disabilità, non avendo questa esperienza, noi all'interno dell'associazione abbiamo sempre accolto le persone diversamente abili, ma mai creando una sfera ad hoc, e sono sempre stati inseriti nelle attività normali, cosa che però non è possibile per tutti i tipi di disabilità, in particolare i non vedenti e gli ipovedenti, che hanno delle necessità che sono diverse. Il problema secondo me di tutta questa inclusione è che si arriva a farla quando c'è la consapevolezza della necessità, consapevolezza che si acquisisce quando la disabilità viene superata come tabù e viene superata come malattia. Solo nel momento in cui uno l'accetta procede verso un percorso di integrazione. Diversamente è difficile, nelle scuole è difficilissimo entrare per poter far conoscere le varie possibilità degli sport che può offrire uno sport, perché appunto sono tutti concentrati nell'inserimento scolastico, nel supporto educativo, nel supporto anche nella vita quotidiana, e questa viene lasciata un po' è l'ultimo dei problemi che viene affrontato, e questo lo vediamo, penso che sia chiaramente visibile anche nei numeri che ci sono degli atleti dei paralimpici, sia regionali sia a livello nazionale, perché sono un numero limitato e sono in età più avanzata rispetto a quelli che sono gli atleti assoluti, le eccellenze assolute. Se un atleta assoluto arriva a 16-17 anni è già top, nell'eccellenza top degli atleti, un atleta con disabilità ci arriva forse 10 anni dopo. Però ci arriva. Sì, l'importante è partecipare, mi diceva un atleta, sai Mirella, vincere sì, ma anche partecipare per noi è fondamentale. Pierina, cosa vuoi aggiungere? Prego. Rispetto a quello che ha detto la Presidente, che è una cosa sacrosanta, perché nel momento in cui noi accettiamo la nostra disabilità possiamo anche essere aiutati e avvicinati dagli altri, perché molto spesso il grosso del problema è che noi non accettiamo la nostra disabilità e non la riconosciamo e non ci diamo le opportunità che invece sono lì che ci aspettano. È chiaro che io l'ho già detto anche altre volte, nessuno viene a bussarti alla porta e dirti hai voglia di venire a fare una camminata con me, hai voglia di venire a fare una corsa con me. Siamo noi che dobbiamo porci verso gli altri, e l'inclusione di cui tanto si parla non è così semplice, è fattibile, ma ci deve essere la buona volontà da una parte e anche dall'altra, chiaramente. Noi in questi anni, e soprattutto in questi ultimi 2 anni al quale mi sono rivolta a questa associazione che ci ha accolto, ci sta dando veramente una mano dal punto di vista burocratico, perché lo sport da quando è entrato nel terzo settore purtroppo a livello associativo è diventato molto difficile gestire un'associazione, quindi loro ci hanno dato un supporto da questo punto di vista. Un supporto ce lo dà il Comune di Treviso, naturalmente mettendoci a disposizione la palestra, sul quale noi facciamo promozione, ma è sempre molto difficile, perché la difficoltà che incontriamo purtroppo è trovare volontari. Allora, ne abbiamo trovati, ma purtroppo
e dico purtroppo che non è il termine esatto, sono persone che hanno una certa età. A noi piacerebbe coinvolgere ragazzi giovani che vengano a sperimentare cosa vuol dire accompagnare una persona non vedente o ipovedente, che non vuol dire per forza essere legati da un cordino o dover avere proprio un contatto così stretto. A volte una persona che ha un residuo visivo, per esempio, basta avere il riferimento di una persona di fianco, non serve per forza essere legati. E spesso i giovani fanno questa fatica perché hanno paura, e uso il termine paura perché questo è sostanzialmente, poi te lo dicono anche, ma io ho paura che ti faccio male, che ti faccio sbattere da qualche parte, ma questo non avviene, nel senso che bisogna provarle le cose, bisogna veramente provarle. Sai cosa penso, Pierina? Ti racconto questa storia, la racconto anche a Erme, a Siria, a Elena e anche a Cinzia. Allora, io venerdì mi sembra, ecco, avete visto col drone, erano le immagini mentre stavamo preparando, si sono avvicinati i 2 genitori a me. Hanno un ragazzo, Davide, che saluto, che è meraviglioso, diversamente agile. E lui ha fatto la scuola alberghieri ed è cameriere. E lui vuole fare il cameriere. Tanti promesse, stage, di tutto e di più, però è ancora a casa. C'è una festa molto importante, diciamo così non colpisco nessuno, e questa mamma si offre come col suo ragazzo di fare volontariato per portare questo cibo alle persone sedute. Allora, prima è stato no, non ce la facciamo, siamo già in troppi, non c'è problema. Poi qualcuno dice, beh, insomma, forse vedremo, comincia a diventare un I, ma questa mamma dice, guardate che se non avete le persone che possono seguire mio figlio, che poi è bravissimo, vengo io assieme, perciò mi faccio io garante, perché hanno iniziato a parlare di tutto e di più. E allora questo Ni, beh sì dai, va bene, allora come facessero un favore. No, ve la voglio raccontare perché è gravissima sta storia. Voglio andare a trovare anche il prete di questa saga. A un certo momento questo ragazzo con sua mamma si prepara vicino alla cucina per portare fuori i vassoi da portare nei tavoli. Tutti portavano fuori i vassoi, però lui non arrivava al vassoio. Allora questa mamma a un certo momento ha detto, ma siamo qua per aiutare anche noi, come mai non arrivano a noi i vassoi da portare fuori? E adesso arriveranno anche a voi. I vassoi non arrivavano. Allora questa mamma ha detto, scusate se abbiamo disturbato, ed è andata via con questo ragazzo. Pensate, questo ragazzo che poi è fantastico, ha una sensibilità che va oltre. Pensate il trauma che abbiamo creato a questo ragazzo, oltre al trauma che vive tutti i giorni. Allora io mi domando, Pierina, e lo dico anche a Cinzia, ma dove stiamo arrivando? Perché siamo anche noi che ci mettiamo la goccia per far traboccare il vaso e andare nella disperazione le famiglie. Cioè questa inclusività, Pierina, che tu hai detto e hai fatto capire molto bene, ma c'è o non c'è? Perché anche noi non riusciamo a capire cos'è questa persona. Io voglio sentire cosa ne pensa Hermes Pozzobon, cosa ne pensi di questa storia vera che Mirella ha raccontato, di questi genitori affranti, questa mamma che ha detto ma perché, che umiliazione, cosa vuoi dire Hermes a Davide, che sicuramente ti vedrà perché poi nel cellulare lui alla sera guarda questa trasmissione, cosa vuoi dire Hermes alla sua mamma? Poi sentiamo anche Siria, questo rifiuto di accettare questa persona che alla fine vuole aiutare, ce la fa, ha fatto un corso. Prego Hermes. Credo che ci sia poco da aggiungere alla storia che ha raccontato, perché scusate, è già insomma dice già tutto. Mi sentirei solo di dire che è abbastanza evidente che il problema non è stato causato dal loro disturbo, ma da tutto ciò che ruotava intorno a loro due. Penso che qualsiasi altra parola sia superflua, ecco. Siria?
Io penso che si provi completamente ad essere inclusivi con questi ragazzi, ma anche in contesti come la scuola, dove spesso non ci sono in classe. Brava. E non si riesce bene neanche a conoscerli in realtà. Elena? Beh, devo dire che qui l'intervento educativo andrebbe fatto a livello sociale, non con i ragazzi diversamente agili, come hai detto tu. Io ho fatto un intervento in una scuola 90 Vicentina alle medie e il mio compito era prepararli al momento in cui, come è successo anche a Montebelluna, avrebbero poi girato il cortometraggio. Quindi io ho fatto la parte, diciamo, di come dire, spiegazione delle inquadrature eccetera e la sceneggiatura, chiamiamola così, accompagnandoli a quando avrebbero poi incontrato il regista e messo in scena la loro storia. All'interno di questo gruppo, che era interclasse al pomeriggio, quindi c'erano ragazzini di prima, seconda e terza media, c'era anche un ragazzino autistico. E a parte che ha avuto l'insegnante di sostegno solo il primo giorno, perché era talmente preso da questa situazione che si comportava benissimo, aspettava fuori della porta che alle 2 arrivassimo puntuali, era attento, scriveva nel quaderno, cioè l'insegnante di sostegno ha detto: beh, io non impiego altre ore mie a disposizione, perché vedo che qua, cioè io non mi ero accorta che fosse diversamente agile. Io, a parte che di solito tratto tutti alla stessa maniera perché mi viene così, ma al di là di questo non me ne ero nemmeno accorta. Poi c'è stato un momento in cui avremmo dovuto farlo partecipare nella pratica, perché io ho fatto lezioni frontali, ma poi dovevamo lavorare in gruppo, scrivere le scene, disegnare gli storyboard, eccetera. E quindi lui, essendo molto bravo da un punto di vista pratico, si è come dire, posizionato all'interno, insomma, del gruppo come colui che si occupava della ricostruzione degli arredi scenici, e quindi serviva una mappa della scuola, l'ha disegnata lui, serviva, che ne so, un candelabro, l'ha fatto lui con la cartapesta, serviva, quindi, come dire, ha fatto quello che fa il cosiddetto arredatore, che esiste anche nel mondo del cinema e fa parte del comparto scenografia, quindi magari una figura secondaria, ma si chiama proprio arredatore, e quindi ha dato la sua parte esattamente come tutti hanno dato la loro. L'importante, secondo me, nel momento in cui, come dire, abbiamo tutti delle abilità, io nello sport sono negata, quindi quello per esempio io non potrei farlo, neanche cantare, però faccio quello che riesco a fare. Allora dico, se lo faccio io, che per lo Stato italiano sono normodotata, lo fa lui, lo fa la Presidente, lo fai tu, cioè non è che siamo tutti agili in tutto, ognuno fa il suo, quindi anche le persone diversamente agili sono agili in quello che sono capaci di fare e faranno quello, perché siamo tutti collegati, cioè l'ingranaggio va avanti se tutte le rotelline sono al loro interno. Questo peraltro era un ragazzo qualificato perché aveva avuto appunto la scuola alberghiera, certo. Quindi non era un ragazzo che, pur avendone diritto, perché siamo in una sagra, certo. Quindi ben venga anche il volontario, pure io, ok? Quindi pur avendo diritto anche di fare un volontario senza avere la qualifica, ma questo era un ragazzo qualificato, certo. Accompagnato da una madre, quindi da un punto di vista, come dire, anche della sicurezza, esatto. Non so come gestirlo, Cioè c'erano tutte le condizioni perché un vassoio almeno lo potesse portare fuori. Quindi qui secondo me va fatto un lavoro all'interno di queste associazioni ai volontari, non agli altri. Io direi anche alla società in generale, perché siamo noi che ci rimettiamo molte volte, che mi raccontano questi diversamente agili problemi. Quella ragazza, ad esempio Pierina, ipovedente, che appunto ha parcheggiato male in una zona e è stata ripresa da un ormodotato che gli ha detto: ma cosa vai in giro, ma stai a casa, non vedi che crei problemi? L'ha detto qui davanti alle telecamere, e lei ha detto: sa, mi
Mirella, per fortuna che io non sono fragile, ho superato questo scoglio da molto tempo, però voi capite bene che se capita a una persona non come me ma fragile, come va a casa questa persona? Pierina, cos'è la fragilità a questo punto? Chi è il fragile? Il fragile è quella persona veramente che non si rende conto di avere un'altra persona e il rispetto che dovrebbe avere questa persona. Prego. Certo, si chiama deficit culturale. Ok, perché mentre sentivo parlare la tua ospite, io stavo dicendo, si tratta di cultura. Purtroppo va bene finché si mostra, finché noi dimostriamo le nostre abilità, ok? Nel momento in cui mi devo mettere al tuo pari, non sei più d'accordo, perché se io dimostro, in quanto persona con disabilità, di essere più brava di te, a te non va più bene. Questo è il problema. Il fatto dell'inclusione, le problematiche che ci sono, il nodo è tutto qui, perché finché io non riesco a fare esattamente come fai tu, tutto va bene. Nel momento in cui io ti dimostro che nonostante ho una disabilità, però col mio impegno, che è il doppio del tuo, però arrivo a superarti, tu non sei più d'accordo su questo. E lo scoglio sta proprio qui, è una questione di cultura. Ok? Io non invidio tu che fai metà della mia fatica. Io non ti invidio proprio, anzi, dico la mia è un'opportunità. Io ho l'opportunità di dimostrare che con la mia disabilità posso fare. Io ho fatto prima l'atleta, adesso sto cercando di fare l'allenatrice laddove riesco. Ovviamente io ho fatto il corso, ho fatto tutto, e certo io non sono brava come è stato il mio allenatore che mi ha insegnato il gesto atletico, perché io per arrivare a far imparare ai miei atleti il gesto atletico sto mettendo la tripla di fatica che ha fatto lui, ma voglio vedere se loro sono d'accordo su questo mio pensiero, ok? Perché poi nel momento in cui io ti dimostro che riesco ad insegnare a una persona comunque con disabilità a insegnargli il gesto atletico, spesso anche i tecnici non sono d'accordo. Capito? Sì. Dove sta purtroppo l'inghippo. Mi sembra che si chiami ancora Paralimpiadi, no? Mi sembra, invece di chiamare sì, certo che si chiama ancora Paralimpiadi, assolutamente sì. Livelli, parliamone, ecco, adesso è cambiato anche il presidente del CON, il presidente del CIP, vediamo, certo. Perché io ho avuto un ragazzo autistico, un atleta, sai Pierina, lo dico anche alla presidente, è veramente che ringrazio, che ha detto io vorrei che il sindaco di Padova mi premiasse perché ho vinto una medaglia importante. Ecco, io vorrei che il sindaco mi premiasse perché per me essere riconosciuto da lui sarebbe molto importante, ma siamo a questi livelli. E poi ha detto un'altra cosa, ha detto chissà io quando parteciperò a queste Olimpiadi, perché ne viene selezionato uno, perciò prima che arrivi il mio turno, il turno di qualcun altro, hai voglia. Quante cose, Pierina, che bisogna cambiare. Presidente, come faremo a cambiare? Io parto sempre dalla mia massima, non siamo responsabili di quello che troviamo, ma sicuramente siamo responsabili di quello che lasciamo. Brava. Quindi dobbiamo per forza fare qualsiasi nostro piccolo passo sarà un passo che potrà rendere più facile la strada a chi verrà dopo di noi, e questa è la base, diciamo, per me dell'inclusione, perché se quello che ha detto Pierina è sicuramente vero, quello che vediamo quotidianamente è altrettanto, pensavano di unificare Olimpiadi e Paralimpiadi, magari non sarà il 2028, sarà il 2032. Ma ci arriveremo, vero Presidente? Ma ci arriveremo, Presidente, sì, e come ci arriveremo? Anche queste medaglie pagate in maniera diversa, ma sono tante. Allora, per qualcuno sono tanti diversamente agili, per qualcun altro sono invece di più i normodotati, cioè se vogliono anche dare dei numeri veramente chiari e poi non riesco a capire questa diversità. Pensate loro quando escono di casa i problemi che hanno per arrivare alla medaglia, quanto tempo, quanto impegno, quanti ostacoli da superare, però hanno portato a casa più medaglie dei normodotati, visto che sono tanti loro. Questa sarebbe una bella discussione. La vediamo se abbiamo anche qualcos'altro. Chiedo alla regia del nostro Hermes, c'è qualcos'altro? Allora mandiamolo e poi commentiamo. Silenzio! 2-1
quarta. Ciao. Ritmi buone. Azione! Silenzio! Il Papa! Il Papa! Allora, Hermes Pozzobon, sentiamo cosa mi dici. Bello, complimenti, ma soprattutto fare squadra ma con le regole. Poi sentiremo anche Siria Limarilli cosa ci dirà. Ecco, cosa vuol dire per te realizzare queste cose assieme proprio a questi ragazzi? Non ci sono i ragazzi, tu ce li hai fatti vedere che bravi sono e che attenti, ho detto anche a Elena, e che tosta anche la ragazza. Prego Hermes. Sì, ecco, cosa vuol dire per noi realizzare questo con i ragazzi? Vuol dire, devo dire, rimettersi in gioco, rimettere in gioco noi stessi. Fare un progetto simile con degli adulti, con dei professionisti, avrebbe dei valori diversi, delle conseguenze diverse, per certi versi sarebbe più facile, per altri più difficili. Coinvolgere in un'unica iniziativa dei ragazzi molto giovani con tanta voglia di imparare, tanto entusiasmo, mettendoli in contatto con dei professionisti, ecco, ci dà quell'opportunità anche di riscoprire delle parti di noi che avevamo dimenticato. Questa è una delle cose che mi piace di più di tutto questo percorso. C'è una spontaneità e un entusiasmo che poi nell'età adulta ogni tanto tendiamo a dimenticare e che invece i più giovani ci aiutano a riscoprire. E per cui ecco, questa è una delle cose che per me significano di più da parte di questo progetto. Ci tengo a dire poi che da tutte queste immagini che avete visto si capisce che si era nel corso di un set cinematografico, quindi alla fine di queste riprese è stato realizzato un cortometraggio, anzi 4 in realtà, uno di finzione, quindi con una storia scritta e inventata da studenti, e 3 documentari in cui gli studenti sono messi in gioco con delle storie personali molto intime, molto forti, che vanno da suicidio in un carcere minorile alle storie di un'adozione dall'Etiopia, di una ragazza che ha scelto di raccontarla, fino ancora poi alla storia del nonno di un ragazzo che lavorava per la SADE all'epoca del Vajont. E per cui il cinema è diventato anche uno strumento non solo per esprimersi, per raccontare delle storie che avevano voglia, che avevano in mente, ecco, e che sono riusciti a trasporre con la pellicola cinematografica, ma è diventato anche un modo un modo quasi terapeutico per affrontare storie difficili che queste ragazze e questi ragazzi avevano dentro. Ci terrei poi anche un attimo a ricollegarmi al discorso di prima sull'inclusione che avete fatto, perché sentendovi parlare mi è venuta in mente una cosa che avrei potuto dire nel commento. Sì. Vai. Come? No, vai. Pardon, l'ho sentito in sottofondo. Dicevo, ecco, ci tenevo un attimo a ricollegarmi al discorso di prima. Questo progetto ha avuto anche un valore in termini sociali, nel senso che nel corso della prima edizione hanno partecipato anche degli studenti con forme più o meno gravi di disabilità, alcuni anche con sindromi di autismo, e devo dire che un po' per il fatto che le scuole non ci avevano avvisato, noi quindi
quando ce li siamo trovati di fronte li abbiamo trattati ovviamente come tutti gli altri, ma perché non sapendolo non potevamo neanche fare altrimenti. Abbiamo scoperto, ed è stata una cosa bellissima, che non solo hanno fatto un percorso come tutti gli altri, ma in alcuni casi questo progetto di educazione al cinema è servito loro anche per riscattarsi all'interno della scuola. Quindi cito il caso di uno studente che ha fatto in termini di ore una 90 di ore 2 anni fa di laboratori facoltativi, quindi un percorso molto corposo, e che nel momento in cui gli insegnanti hanno capito che il cinema era una disciplina che lo appassionava, hanno iniziato ad esempio a fargli fare una verifica di inglese centrata sul cinema, e la carriera scolastica di questo studente è completamente svoltata. C'era un'intera commissione d'esame di maturità che si è commossa sentendo parlare questo ragazzo quando ha portato l'esperienza di PCTO, quindi di alternanza scuola-lavoro, con noi, di cinema. Fino a qualche mese prima avevano difficoltà a farlo parlare, e in commissione d'esame di maturità si sono ritrovati a essersi anche la commossi. scuola che inserisca di più queste cose, il dialogo con voi per capire come va migliorata questa scuola. I ragazzi vogliono una scuola diversa, è quello che io sento. Cambiamo la scuola, cerchiamo di fare un tavolo dialogando con questi ragazzi, perché caro Ministro, il futuro è nelle mani di questi ragazzi, non nelle sue. Adesso lei potrà decidere, ma alla fine decideranno loro, vedrà. È solo questione di tempo, non c'è niente da fare. Elargo i giovani e dialoghiamo con loro, perché prima volete dialogare, nel momento che vogliono dialogare dite di no. Possiamo dare delle regole, dire anche quello che pensiamo, però almeno cerchiamo di dialogare e capire, perché veramente non se ne può più. Prima vogliono dialogare, poi non vogliono dialogare, alla fine hanno detto, come ha detto quell'insegnante, nella più pacatezza, tranquillità, quello che pensavano. Ecco, questo è il grande problema. Siria Lunardelli, cosa vuoi dire? Limarilli, no, Lunarelli. Silvia, quello che veramente traspare questa volontà, nonostante tutto, di andare avanti, l'hai detto anche tu, si va sempre avanti, cercheremo di migliorarci, anzi forse migliorerete anche i diversamente giovani che magari vi vedono come un ostacolo, un impedimento a quello che vorrebbero loro, tanto è vero che non lasciano le poltrone, non c'è niente da fare, non vi danno spazi, dovete faticare, farvi largo per cercare di avere visibilità. Voi bravi ragazzi o ragazzi bravi, come qualcuno dice. Prego. Vai Siria. Non aver capito la domanda, scusi. Che se il cambiamento, questo cambiamento che volete fare, che state facendolo, ecco, cosa pensi, cosa vuoi dire a queste difficoltà che trovate tutti i giorni, a questi impedimenti? Credo che... Parli poco però Siria, parli poco, dobbiamo tirarti fuori le parole con la tenaglia. Vedete, sono anche questi i ragazzi, perché sono molto sensibili, non è facile per loro parlare. Io lo so Elena, si sono molto chiusi, hanno questi gusci molto forti, perché veramente fino adesso li abbiamo ascoltati poco. Ecco, perché devo parlare? Tanto nessuno mi ascolta, per fortuna che è arrivato Hermes Pozzobon, che magari è riuscito a farli parlare, avere questo dialogo con loro. Cosa dici Elena? È la difficoltà che trovo con questi ragazzi, che veramente delle volte fanno fatica ad esprimere quello che sentono. Ecco, è anche la sensibilità che va oltre quell'asticella che pensiamo noi. Elena? No, il motivo per cui ci sono tanti ragazzi che non hanno voluto fare l'esame orale della maturità. Eccolo qua. Torniamo là, cioè il discorso, se nessuno mi ascolta perché io devo parlarti? Visto, cioè il 60 ce l'ho già. È vero che sono stati criticati perché dicono è facile sapendo già che sei promosso, però attenzione, perché con l'università a numero chiuso eccetera eccetera anche il voto della maturità fa la differenza. Certo. Quindi a un ragazzo bravo sacrificare un bel voto e prendere quindi un voto assolutamente al di sotto della sua possibilità per lanciare un messaggio è comunque un sacrificio. Io lo so e li capisco, non è vero perché eri già promosso non hai rischiato niente, no, hai rischiato che ti sei fatto un mazzo per 5 anni, avresti potuto prendere 100, quello che adesso cambiano i voti ogni anno, comunque hai preso poco più del minimo per
come dire, dare un messaggio e far parlare finalmente, si è parlato anche del fatto che non vengono ascoltati, quella di Belluno ha detto: voi non sapete niente di me, basta, perché vi devo parlare? Lei è stata molto esplicita da questo punto di vista, gli altri li hanno fatti più per protesta rispetto alle modalità magari di votazione eccetera, però vedi che tutto torna se unisci i puntini? Sì. Vedi che tutto torna? Quindi giustamente, ma soprattutto sempre in questa verticalità, non vengono ascoltati perché tra loro in qualche modo, nel bene o nel male, dialogano. Invece sopra non c'è il modo. Poi se senti i professori, e non è assolutamente una crociata contro i professori, ti dicono che sono oberati dalla burocrazia, dalle carte, dal fatto che devono comunque mettere il voto, dal fatto che devono arrivare a fine anno, quindi io mi rendo conto che è tutto il sistema che porta a questa spersonalizzazione, non tanto il professore in sé, però va riformato il sistema. Ma c'è dagli anni 60 che si parla di fare audiovisivo a scuola e non si fa. Cioè, quindi adesso parliamone. Esatto, Elena, sì, parliamone. sì. Siccome il sistema si autoalimenta e soprattutto il sistema si autoprotegge, le riforme, cioè le rivoluzioni le hanno fatte con le ghigliottine, col sangue, ma io non sono d'accordo di farle così, ma non c'è mai stato altro verso, perché il massimo che si può fare è quello che fa Hermes, ma non è strutturale, come dici tu. Allora quel ragazzo autistico che gli è svoltata la vita, benissimo, io sono contentissima per lui e faccio anche i complimenti a Hermes. Ma quanti altri ce ne sono che non hanno il progetto di Hermes e non conoscono Hermes, non magari. gli si svolta niente e sarebbe un loro diritto avere in ogni classe un Hermes, per dire, ma non bisogna proteggere determinate situazioni e quindi questo alimenta l'aspetto del sistema. A me è stato detto una volta che non c'è la meritocrazia perché non vince il più bravo, vince quello che capisce meglio, e questo sul lavoro possiamo dircelo tutti, quello che capisce meglio le dinamiche del sistema e riesce a cavalcarle, a prescindere dalla bravura. Io non ho mai visto posti al vertice di persone brave, cioè nel senso non il più bravo nelle qualifiche o nelle sue capacità, ma quello che era meglio inserito all'interno della dinamica. Questa è la verità. Come ci saluti Elena Grassi? Ormai il tempo è terminato, con quale messaggio ci lasci? Beh, mi sembra di aver già dato. Ha già dato Elena? Un saluto? No, un saluto soprattutto a Hermes, alla sua squadra che stanno partendo per il Festival del Cinema di Gifoni, a portare sempre questi messaggi, quindi il mio saluto per loro soprattutto, per i professori, per gli studenti di tutta l'Italia, perché comunque entrino più in dialogo e non ci siano il prossimo anno mutinamenti agli esami o altre situazioni, perché vorrei che ci fosse una svolta. Allora un saluto veloce ragazzi, Hermes, Siria, velocissimi. Vado io, allora l'invito che mi sento di fare io è quello effettivamente di ascoltare non solo i più grandi ma anche i più giovani. L'ascolto è sempre difficile, ma nel momento in cui si ascolta veramente un'altra persona, anche la generazione più giovane, allora si scoprono veramente tante cose, anche di noi stessi. Grazie Hermes Pozzobo. Siria Limarilli, come ci saluti, veloce? È quello che Hermes ci ha dimostrato anche con il progetto che si è evoluto anche dall'edizione scorsa, anche se non ho partecipato. I ragazzi sono tornati e quindi abbiamo veramente tanta voglia di imparare. E anche di parlare, mi raccomando Siria, parlate, che vedrete che qualcuno vi ascolterà. Sentiamo anche come ci saluta Pierina Furlanetto. Pierina, un saluto veloce. Allora niente, io rilancio il nostro appello. Ovviamente noi siamo sempre alla ricerca di guide, di accompagnatori, non esclusivamente per l'agonismo ma anche per dei progetti che stiamo mettendo in piedi con la società che ci ha accolto, che è il Way di Treviso, che ringrazio di cuore per quello che sta facendo, e speriamo che soprattutto, visto che c'è una rappresentante della parte scolastica in studio con te, porti anche l'appello con le scuole che si diano più da fare nell'includere
nelle attività sportive, nel far includere e ci possono contattare ovviamente nelle scuole i ragazzi con disabilità, perché ce n'è veramente tanto bisogno. Grazie anche a Pierina Furlanetto. Sentiamo Cinzia Bonetto, presidente di questa associazione, come ci saluta. Presidente. Spero di incontrare molti più ragazzi che iniziano l'attività e che poi proseguono nell'attività sportiva con inserimenti anche di alto livello. Abbiamo lanciato quest'anno le immagini che sono passate erano del primo trofeo Città di Treviso, primo trofeo di atletica fatto a Treviso paralimpica, quindi di inclusione. Spero che al secondo le rappresentanze siano più giovani ancora di quelle che c'erano quest'anno. Grazie veramente, grazie Presidente, grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Vi presento un ospite graditissimo, il professor Silvio Garattini. Buongiorno professor Garattini, che piacere rivederla. Come sta? Bene, molto bene, grazie. Allora professore, io l'ho chiamata perché volevo parlare un po' con lei di intelligenza artificiale. Cosa ne pensa il professor Garattini di intelligenza artificiale? Un nome che qualcuno dice, io ho parlato col professor Gerosa, con tanti illustri ospiti, e alla fine tutti quanti dicono ma c'è sempre la mano dell'uomo, alla fine è tutto l'uomo che manovra. Ma a me fa paura questo uomo, però bisogna vedere che uomini manovreranno questa intelligenza artificiale così delicata. Mettiamo la parola etica, che la sento poco. Cosa ne pensa professor Garattini? Ma intanto bisogna dire che l'intelligenza artificiale può essere molto utile soprattutto per quanto riguarda le immagini, perché per esempio in campo istologico, in campo radiologico, lì la macchina che ha visto tante immagini certamente è in grado di mantenere la memoria e quindi di identificare delle immagini in modo migliore di quello che possa fare l'uomo, che pure ne può aver viste tante, ma la memoria è certamente meglio la memoria delle macchine che non la memoria dell'uomo, tant'è vero che in molti casi è stato dimostrato che la macchina fa meglio dell'uomo. Però parliamo di immagini, cioè di capacità di riconoscere le immagini, un'immagine radiologica rispetto a una malattia, un'immagine istologica rispetto a un certo tipo di tumore, per esempio. Quindi questo è un campo in cui la situazione è positiva. Poi invece ci sono i pericoli della intelligenza artificiale. Un primo pericolo è rappresentato dal fatto che cambierà molto i rapporti fra medico e paziente, perché un paziente che può utilizzare la intelligenza artificiale a cui raccontare i suoi sintomi avrà poi da parte dell'intelligenza artificiale una risposta, vuol dire che malattia hai, quali altre indagini devi fare, quali farmaci devi prendere. Ecco, questo metterà il paziente in condizione di sapere molte cose e poi di andare a confrontarsi con il medico, cosa che oggi avviene in modo un po' minore attraverso internet. Certo, l'intelligenza artificiale è un mezzo molto più potente di internet, quindi questo è uno dei pericoli che abbiamo, cioè che il rapporto medico-paziente diventi molto complesso, difficile e soprattutto molto litigioso, perché il medico può non essere d'accordo con quello che dice l'intelligenza artificiale. E
questo diciamo è un punto molto importante. L'altro punto importante è rappresentato dal fatto che non sappiamo come è stato costruito il sistema dell'intelligenza artificiale, quindi potrebbe essere stato costruito a vantaggio di interessi economici, cioè metto tutto in modo tale da fare in modo che poi tu abbia una prescrizione di un determinato farmaco piuttosto che di un altro, di un esame istologico piuttosto che un altro. Quindi questo è un altro pericolo, cioè che sia orientato, e dipende anche molto dal fatto che non sappiamo quali sono gli articoli, insomma le informazioni che vengono inserite per costituire l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo tanti articoli scientifici che sono viziati da conflitto di interesse, perché sono studi pagati da un'industria per il suo farmaco, sono studi in cui gli autori hanno tanti conflitti di interesse perché hanno ricevuto soldi, perché hanno ricevuto favori da parte di un'industria, quindi dobbiamo sapere che cosa l'intelligenza artificiale inserisce, perché altrimenti le informazioni possono essere delle informazioni molto distorte. Questo richiama un altro problema, cioè che i vari prodotti dell'intelligenza artificiale dovrebbero essere diciamo approvati da parte di una autorità pubblica, perché altrimenti può andare in giro un po' di tutto. Questo insomma sono un po' le cose che possiamo dire, e poi possiamo dire che purtroppo il nostro paese, i nostri medici non sono preparati oggi all'avvento dell'intelligenza artificiale, perché non c'è nessuna cultura. A scuola non si insegna nulla di intelligenza artificiale, nelle università, scuole di medicina non si insegna quasi nulla di intelligenza artificiale e così via, insomma, quindi mancano completamente le informazioni. Professor Garattini, non è che ci sia anche una manipolazione, se non è ben guidata, della realtà? E la manipolazione della realtà è pericolosissima. Io ho avuto un insegnante, professore, che mi ha detto: non do più i compiti a casa perché arrivavano tutti quei compiti fatti con l'intelligenza artificiale. Perciò i compiti non li do più. Questi ragazzi che sanno andare oltre con questi strumenti, come dice lei, invece andrebbero guidati. Cos'è l'intelligenza artificiale? Perché ha questo nome? Gli algoritmi, i diversamente giovani non sanno neanche di cosa stiamo parlando, a parte lei, che le faccio sempre i complimenti, professore, però abbiamo una popolazione diversamente giovane che non sa neppure adoperare il cellulare. Questa può essere manipolata, fanno vedere una realtà che non c'è, l'amico che non esiste, il medico che non esiste. Poi, come dice lei, nella sanità io ho avuto importanti eccellenze anche chirurghe, hanno detto sarà fondamentale per il futuro, però bisogna vedere da quale angolazione la vedi, chi adopera questa intelligenza artificiale. Prego, professore. No, certamente quello che manca, secondo me, è una interazione molto più profonda e precoce fra quello che la scienza produce in termini di nuove biotecnologie e quello che dovrebbe essere recepito dalla giurisprudenza per fare in modo che le nuove biotecnologie abbiano in tempo adeguato dei paletti, perché altrimenti, se aspettiamo che le biotecnologie si siano già ampiamente sviluppate, è impossibile mettere dei paletti. È quello che sta succedendo per internet.
c'è di tutto e l'opposto di tutto. Non si può fare nulla perché non fanno, attraverso l'intelligenza artificiale, fanno dire a tutti le cose più strane di questo mondo. A me fanno fare la pubblicità di farmaci che sono delle truffe, perché io non faccio pubblicità, eccetera. Insomma, ci vuole molta più interazione fra la conoscenza che deriva dalla scienza per le nuove biotecnologie e la conoscenza che può derivare dalla giurisprudenza per fare in modo che le leggi in tempo giusto governino le nuove biotecnologie. Questo è un punto molto importante in cui purtroppo siamo molto in arretrato. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, vai Vladimiro. Grazie Mirella, buongiorno al tuo ospite. Intanto vi ha detto una cosa importantissima al tuo ospite, che l'intelligenza artificiale non è solo la robotica, ma è soprattutto la conoscenza, il sapere. E sta interessante quando che ha fatto il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il medico di base, praticamente, non è il rapporto con la persona, che eccetera eccetera. Mi penso che sia inevitabile, cioè è impossibile che un medico di base, anche preparato, ne sappia anche solo uguale, è impossibile di più, ma anche solo uguale a quello che sa l'intelligenza artificiale, perché qua sa tutto. Anche un bravo medico di base sa tanto, ma non può sapere tutto. Però il medico di base, a differenza di quello che può trovare sull'internet, perché è quello che può dare la IA, l'intelligenza artificiale, è cose già sapute o già sperimentate, non riesce a dare delle novità. La novità, secondo me, e questa è la mia domanda, sta nel fatto che nel rapporto tra l'individuo e il medico di base può trovare nell'individuo, però che vuole appunto un rapporto quasi quotidiano, esempio, come che era una volta, quell'aspetto individuale nuovo che può essere simile alla sperimentazione o alla novità, che fa battere, fa superare nella concorrenza con la conoscenza artificiale, perché appunto la conoscenza artificiale è le cose già sperimentate, già sapute, e quindi che viene archiviata. È il medico di base che può fare la novità anche semplice e la trova nel rapporto, ma molto approfondito, però non come che adesso uno va là 5 minuti e via, cioè che fa l'impegnativa per il specialistico. Lì non potrà mai essere una conoscenza vera tra il medico di base e la persona. Mentre se c'è un rapporto, e ecco qua che bisogna sviluppare la medicina di base, se c'è un rapporto approfondito tra il medico di base e il paziente, la persona, il medico di base può trovare delle particolarità nella persona che lo spinge a dare delle direttive che è paragonabili a una nuova sperimentazione o una nuova conoscenza che non posso sapere quella conoscenza artificiale. Adesso più o meno spero che mi capivo il professore. Abbiamo Buongiorno. sentito, grazie Vladimiro, sentiamo come risponde, però io vorrei aggiungere anche, professore, che anche l'intelligenza ha bisogno di qualcosa, che sono gli algoritmi, se no non ne facciamo niente. Ecco, è fatta di questo. Prego, professor Garattini. Intanto bisogna dire che io penso che il medico di base sia una figura del passato, non è una figura del presente e del futuro, perché è impossibile che un medico di base sia anche solo largamente all'altezza della nuova medicina. Quindi bisogna assolutamente che quelli che chiamiamo i medici di base lavorino insieme, più medici insieme. Le case della comunità sono la nuova struttura del territorio che deve sostituire il medico di base. Purtroppo i sindacati dei medici di base non vogliono, ma non vogliono per ragioni molto più di tipo economico che non di tipo sociale. È assolutamente importante, non possiamo fare a meno
di medici che agiscano insieme. Non c'è più il medico di base, è fuori del tempo, e questo dobbiamo mettercelo in mente, perché la medicina è cambiata, non è più quella di una volta. Questo è un punto. Il secondo punto che è stato sollevato è la innovazione. Certamente l'intelligenza umana è in grado di fare innovazione, diversa da quella che può fare le macchine, però non dimentichiamoci che anche le biotecnologie fanno dei progressi. Per esempio, adesso ci sono già delle forme di intelligenza artificiale che sono molto, con una modalità molto vicina agli interessi del paziente, cioè anche in termini di tono, anche in termini di come si rivolgono, e questo è un vantaggio. E poi non dimentichiamoci che si sta sviluppando una intelligenza artificiale cosiddetta creativa, cioè che è in grado, sulla base delle informazioni che riceve, ma le riceve sempre dall'uomo naturalmente, sulle basi di integrazione che riceve, è in grado di sviluppare nuove idee che vanno al di là di quelle che sono state immagazzinate. Però, ripeto, è sempre l'uomo, quindi il nostro cervello, la nostra mente è pur sempre quella che alla fine è responsabile di quello che succede all'intelligenza artificiale. Solo che l'intelligenza artificiale ha una memoria che certamente è molto superiore alla memoria che può avere l'uomo. Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella e buongiorno al grandissimo professor Garattini, grazie per l'opportunità. Allora, professor Garattini, non c'è questo timore, appunto, volevo sentire il suo parere, che questa medicina e anche l'uomo venga proiettato così verso un domani di robotizzazione. Ricordo benissimo un libro che probabilmente l'autore si ricorderà anche lei, del professor Pietro Croce, il libro intitolato Un gioco di transistor. 40 anni fa si parlava naturalmente di transistor, ma questo era il senso. Poi approfitto per farle anche un'altra domanda. Visto che lei in maniera molto dotta ci ha detto quanti ci sono, quanto i farmaci, soprattutto per i bambini e per le donne, abbiano così tanti effetti collaterali, e purtroppo in famiglia lo abbiamo sperimentato, perché la medicina, la ricerca non va in questo senso? Perché i farmaci purtroppo per le patologie sono necessari, però tante volte, troppo spesso, come lei sa molto meglio di me, gli effetti collaterali superano i benefici. Quindi a quando una ricerca verso farmaci che abbiano meno effetti collaterali, visto che lei è così in questo settore dotto, io mi aspetto da lei questa grande svolta. Grazie infinite e buona giornata. Grazie Paola, prego professor Garattini. Sì, lei ha ragione, cioè bisogna tenere però presente che il mercato, e quindi anche il mercato dei farmaci, è molto più interessato a stabilire i benefici che non i danni. Tant'è vero che fin dall'inizio i primi studi che si fanno per approvare un farmaco sono studi che sono orientati e programmati soprattutto per studiare i benefici, perché i rischi, i danni si osservano quando il farmaco va nella popolazione, nella pratica clinica. Noi siamo ognuno diverso dall'altro e quindi lo stesso farmaco può avere effetti diversi a seconda della persona che lo assume. Ecco, è qui il problema. Il problema è che dovremmo avere una organizzazione che va a ricercare i danni,
così come sono stati ricercati i benefici. Purtroppo non c'è nessuno interessato a fare questo, tant'è vero che i benefici si cercano e si ricercano, i danni si aspetta che vengano notificati. Noi invece dovremmo avere un sistema, un'agenzia che raccoglie, che va a ricercare i danni, e tante volte questo farebbe in modo di eliminare farmaci per cui, come ha detto la nostra interlocutrice, i danni rischiano di essere maggiori dei benefici. Questo manca e noi dobbiamo invece insistere perché avvenga. Si calcola che solo il 10% dei danni sia conosciuto per quanto riguarda i farmaci. Noi vorremmo conoscere il 100%, come conosciamo il 100% dei benefici. Professor Garattini, ancora adesso molte persone, non tantissime, ma non credono, specialmente negli ultimi vaccini che sono stati fatti per combattere questa pandemia che purtroppo per anni ci ha perseguitato. Secondo lei da cosa è nato questo? Forse perché non è stato spiegato bene l'importanza e la serietà del vaccino? Forse la politica doveva fare un passo indietro e lasciar parlare solo le persone competenti e esperte, ma veramente competenti che le abbiamo, dagli scienziati ai ricercatori a quelle che sanno trattare l'argomento. Invece, come sempre succede in Italia, succede il fai da te. Ognuno può dire quello che vuole, mi informo tramite Inter, ma me l'ha detto il mio medico, ho sentito questi medici che si sono rifiutati di fare i vaccini. Cosa dice lei, professore, a distanza di tempo? Com'è la situazione? Come la vede lei? Beh, è mancata certamente l'informazione, cioè sono stati fatti sempre degli annunci, bisogna fare questo, bisogna fare questo, bisogna fare questo. Mancata invece la risposta, la spiegazione del perché. Se si fosse spiegato molto bene perché abbiamo potuto avere un vaccino molto rapidamente, molti di quelli che dicono che non va bene perché è stato fatto troppo in fretta non avrebbero delle ragioni per dirlo. Così anche molti degli effetti collaterali sono degli effetti che sarebbero avvenuti in ogni caso, cioè quelli che sostengono che il vaccino poteva far morire anche le persone, andava spiegata la situazione, cioè se noi abbiamo 1500 morti al giorno in Italia, è molto facile che ci sia un morto di qualcuno che ha preso il vaccino 3 giorni prima, 2 giorni prima, un giorno prima. È assolutamente normale, non è il vaccino che l'ha determinato, è che in ogni caso sarebbe morto, cioè a scuola non si studia la difficoltà di stabilire il rapporto di causa ed effetto. Non sempre quello che arriva prima è la causa di quello che arriva dopo. Tante volte sono due cose che sono diverse e che avvengono in modo indipendente. Se noi non spieghiamo questo, se noi a scuola non parliamo di questi problemi, avremo la situazione di disinformazione che regna oggi nella cultura scientifica della popolazione italiana. Professore, cosa dice a quelle che dicono che è solo un business per le case farmaceutiche, sono loro che veramente ci guadagnano? Lei cosa vuole dire a queste persone che in diverse occasioni ho incontrato e dicono ma tu non sai cosa sono le case farmaceutiche? Io rispondo spiegamelo tu visto che lo sai, ma non è che mi arrivano le risposte. Professore, cosa sono le case farmaceutiche nel 2025? Le case farmaceutiche sono importanti perché i progressi che abbiamo fatto sono certamente dovuti, almeno in parte,
all'attività delle case farmaceutiche. Non bisogna dimenticare che la ricerca pubblica fornisce la maggior parte delle informazioni su cui poi l'industria sviluppa i suoi farmaci. Il problema dell'industria farmaceutica è il profitto e il fatto che ci sia un profitto fa sì che il suo profitto non sia mai sufficiente. Quindi il problema dell'industria farmaceutica è che tende sempre ad aumentare il suo profitto e per aumentare il profitto ha di fatto il monopolio dell'informazione, perché chi informa il medico è l'industria, chi paga i congressi è l'industria, chi sostiene le società scientifiche è l'industria, chi paga i medici perché vadano ai congressi è l'industria. Quindi noi invece avremmo bisogno di una informazione indipendente che nel nostro paese non esiste, perché tutta l'informazione è quella che deriva dall'industria. Quindi è per questo che noi dobbiamo fare un grande salto che è una specie di rivoluzione culturale, cioè dobbiamo fare in modo che le malattie avvengano solo quando non possiamo farci nulla, ma la maggior parte delle malattie le possiamo evitare e quindi bisogna che la nostra medicina si sposti dalla pura terapia alla prevenzione, perché la prevenzione è in conflitto di interesse con il mercato. Il modo per controllare il mercato è quello di fare prevenzione. Noi abbiamo, come ho detto molte volte, 4 milioni e mezzo di diabetici. I diabetici di tipo 2 hanno poi tante complicazioni visive, cardiovascolari, renali, ma il diabete di tipo 2 non piove dal cielo, dipende da noi. È una malattia evitabile. E pensate se la evitassimo con le buone abitudini di vita, quanto libereremmo il Servizio Sanitario Nazionale da tanti tipi di attività inutile. Il 40% dei tumori è evitabile, muoiono ogni anno 180.000 persone di tumore in Italia. Pensate a tutto quello che potremmo fare. Ci lamentiamo delle liste d'attesa, ma le liste d'attesa dipendono da noi. Se noi facessimo prevenzione, se avessimo buone abitudini di vita, il Servizio Sanitario Nazionale potrebbe fare tutto quello che vuole, perché non avrebbe le liste d'attesa che ci sono oggi. Sono dovute alle malattie che possiamo evitare. Professor Garattini, ormai siamo in chiusura, io so il messaggio invece, la prevenzione che sta facendo lei nelle trasmissioni, ecco, contro l'abuso degli antibiotici e soprattutto adesso con questo caldo, ecco, gli integratori, ecco, è una cosa veramente, se ci credi prendile, come l'ha detto lei, non è un problema, però io ti dico qual è la realtà, visto che sono competente in materia. Ecco, lasciamo anche, ecco, questo messaggio, professor Garattini, questa mattina per far capire invece l'importanza dell'antibiotico, quando prenderlo e non prenderlo, non è così semplice. Non mi faccio il vaccino ma prendo gli antibiotici perché quelli mi fanno bene, sì. Prego professore. Sì, purtroppo noi utilizziamo troppo gli antibiotici in modo improprio. Per esempio capita che prima di andare dal dentista ti dicano faccia 3 giorni di antibiotico, o prima di fare il vaccino addirittura faccia dei giorni di antibiotico. L'antibiotico non serve a nulla se non c'è il batterio. Non è un trattamento preventivo l'antibiotico, agisce quando c'è il batterio, se no non serve assolutamente a nulla, anzi serve ad aiutare il batterio a trovare
dei rimedi. Così anche gli antibiotici vengono troppo utilizzati per infezioni che sono da virus. L'antibiotico non agisce in generale sul virus, agisce solo sui batteri. E così stiamo facendo da molti anni uno sforzo per dire dobbiamo avere le confezioni adatte, come succede in Inghilterra. In Inghilterra, se il medico prescrive 12 pastiglie di antibiotico, il farmacista gli dà le 12 pastiglie. Da noi invece in generale gli deve dare 2 confezioni da 10 pastiglie l'una. Questo vuol dire che se ne usano 12 ma ne rimangono 8, e appena la mamma vede il bambino con qualche linea di febbre, subito c'ha lì l'antibiotico e gli fila l'antibiotico con tutte le buone indicazioni del mondo, ma però è sbagliato. Cioè usiamo troppo gli antibiotici e usarli troppo produce forme di resistenza. Pensate che noi siamo il paese che sulla base della popolazione usano più antibiotici. Siamo il paese che ha avuto negli scorsi anni 10.000 morti all'anno per infezioni resistenti agli antibiotici. Tutta l'Europa ne ha avuto 30.000, e questo ci dice come noi siamo al di fuori della media europea nel considerare l'impiego degli antibiotici. Quindi attenzione agli antibiotici. Il mal di gola in generale è dovuto a dei virus, non è dovuto a dei batteri, però si usano sempre gli antibiotici. Professor Garattini, io la ringrazio veramente di essere stato ospite a Sveglia Veneti. Io dico lunga vita a questo uomo senza età. Veramente un grande abbraccio, professore, per l'insegnamento con la competenza e la pacatezza e la semplicità con il quale ha spiegato questo tema molto delicato. Veramente grazie professor Silvio Garattini, un abbraccio da tutti noi e veramente grazie di esistere nel vero senso della parola. Grazie, io adesso vi lascio e diamo l'ultimo abbraccio anche e saluto a un amico molto caro di Mirella, ma anche di voi, l'avete incontrato, è veramente il nostro Tullio Giacomini. Per l'ultima volta salutiamo Tullio Giacomini che non c'è più. Le note di C'era una volta al West di Ennio Morricone hanno accompagnato l'ultimo saluto a Tullio Giacomini. Non un brano a caso, quello suonato da una componente dei giovani musicisti veneti, l'orchestra che Tullio aveva creato e che seguiva passo passo, ma l'essenza in note di un uomo costantemente alla conquista di quel West che è il far del bene. Tante le iniziative che da imprenditore della carta dal suo ufficio in strada Ovest si sono concretizzate per il bene di tutti. La prima, ma solo in linea temporale, nel 1982 tra i ruderi di un edificio di via Polveriera, oggi sede della comunità Quadrifoglio. Ci ha regalato una grande emozione e un grande esempio di come si affronta con coraggio e serenità la vita e la morte. A nome della cooperativa Quadrifoglio, ancora una volta e per l'ultima volta in sua presenza, dico grazie Presidente e buon viaggio. Vita e morte, perché Tullio sapeva di essere malato da tempo, ma fino all'ultimo ha continuato a sviluppare progetti, ma soprattutto a aiutare le persone, come ha ricordato padre Ottavio Bolis. Non sapeva dire di no, vero signora? Non sapeva dire di no. Ha avuto il grande senso dell'amicizia e proprio perché l'amicizia è una cosa seria, fedeltà alla parola data. Quel che diceva era ben fondato e portava avanti.
E se al suo viaggio verso il cimitero di San Lazzaro, dove verrà ricordato per sempre, c'erano i volti della Treviso amministrativa, quella dei suoi incontri in Piazza dei Signori, ma anche del suo impegno politico nell'allora Partito Socialista, a salutarlo per l'ultima volta c'erano soprattutto gli amici profondi, quelli che hanno voluto posare una rosa rossa sulla sua bara, ma anche congedarsi da lui con parole semplici ma dritte al cuore, come quelle di Francesco Celante. Tullio caro, che perdita. Cosa possiamo dire di te? Che resterai sempre nei nostri cuori e di tutti quelli che hai aiutato. Ciao Tullio. Bentornati tra di noi, carissimi teleascoltatori. Oggi vi proponiamo un piatto semplicissimo per allietare le vostre serate invernali. Vi prepareremo una soppressa passata in padella con dell'aceto balsamico con della polentina grigliata. Allora, per iniziare a preparare questo piatto, noi mischieremo una bustina di zafferano con la farina da polenta, in modo che otterremo una polenta un po' più gialla del solito. Dopodiché la metteremo a cuocere con un po' di latte e dell'acqua e creeremo una polenta semplicissima. Il risultato è questo che vedete. Dopodiché la mettiamo in una teglia, la lasciamo raffreddare e quando è fredda iniziamo a tagliarla a fettine. La prendiamo la nostra polenta, ne tagliamo un paio di fette che andremo a tagliare o a dadini o a triangoli, oppure se siamo in possesso di alcuni stampini che si trovano normalmente nei negozi di casalinghi possiamo tagliare dei cuoricini, dei tondi zigrinati a vostro piacimento. Tagliamo anche un quadratino e un triangolino. Andiamo a mettere la polenta a grigliare e mentre la nostra polenta si griglierà andremo a cuocere la soppressa. Prendiamo la nostra soppressa, tagliamo alcune fettine dello spessore di 2 cm, 2 cm e mezzo, insomma, dipende da ciò che più vi piace. Dopodiché andremo a cuocerla in padella. Allora, mentre la nostra polentina si sta rosolando, noi prendiamo le nostre fettine di soppressa, le adagiamo in una pentola, se viene, e le mettiamo a scaldare su fiamma. Le lasciamo scaldare un attimino da una parte, dopodiché le giriamo e quando si saranno un attimino riscaldate e che avranno buttato fuori il loro grasso di cottura, il loro grasso, andremo a bagnarle con l'aceto balsamico. Ecco, abbiamo rosolato la nostra soppressa, ora prendiamo le nostre rondelline e cuoricini di polenta, li disponiamo nel piatto, dopodiché andiamo a prendere le nostre fettine di soppressa, le appoggiamo, eccoci qui, il sughetto che si è formato lo versiamo sopra la polenta e decoriamo il tutto con 2 rondelle di carote ed un ciuffettino di prezzemolo che
che ci dà una bella nota di verde in questo piatto colorato e simpatico, adatto alle vostre serate invernali.